Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Anche quest'oggi staremo insieme fino alle 14:30, è una lunga edizione dunque per aggiornarvi su tutte quelle che sono le notizie di cronaca di oggi e con un'ampia pagina anche dedicata al maltempo che ha messo in ginocchio la vicina regione dell'Emilia Romagna. Si stanno infatti preparando, in parte sono già partiti, in parte si stanno preparando in queste ore a partire moltissimi volontari, oltre alle numerose squadre dei Vigili del Fuoco che sono partite già nei giorni scorsi per dare un supporto alle popolazioni in grossissima difficoltà a seguito dell'alluvione. Poi avremo naturalmente la cronaca, ma anche diversi approfondimenti su tematiche di attualità, a partire dal caro mutui che dopo l'ultimo rialzo dei tassi sta creando non poche difficoltà alle famiglie e parleremo poi di violenza tra i giovani, violenza giovanile appunto con questi continui nuovi episodi che vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, culminati giusto una settimana fa con il delitto di Varago di Maserata. Parleremo poi anche di salute con le iniziative messe in campo per la prevenzione dei tumori da parte della LILT di Treviso. Ma cominciamo subito perché vedo che si è collegata ora da Venezia con la nostra Ilaria Marchiori. Perché? Perché continua la protesta degli studenti, dei ragazzi contro il caro affitti e quest'oggi la manifestazione, diciamo, e la mobilitazione studentesca, in particolare nella città di Venezia, dalle sedi universitarie si è spostata sotto la sede comunale di Ca' Farsetti. Allora, ci spiega perché la collega Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. E scavatori che verranno inviati l'Associazione Nazionale Alpini, destinati a Forlì. Ecco, c'è qualche problema, non sentiamo l'audio della collega, non ti sentiamo Ilaria, c'è qualche problema allora evidentemente con la regia. Sentivo un altro collegamento in onda, vediamo se riusciamo a sistemare. Ecco, vai Ilaria. Sì, eccoci qui, il bello della diretta, come diciamo sempre noi, ci troviamo proprio qui all'ingresso di Ca' Farsetti. Come vedete è stato anche blindato per evitare le uscite e le entrate, perché un gruppo di rappresentanti degli studenti sono venuti qui a protestare. L'hanno fatto sulla scia della protesta di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ma anche dopo le dichiarazioni da parte del sindaco Brugnaro. Qui, come vedete, c'è già uno striscione, si legge oltre il danno anche la beffa, le stanze a 700 euro. Sono la città campus di Brugnaro, diritto allo studio, diritto alla casa, collettivo universitario LISC. Dunque dopo le dichiarazioni del sindaco, che ha detto addirittura chi paga 700 euro per una stanza non merita di prendere la laurea, dicendo che fondamentalmente è come farsi truffare, ha fatto arrabbiare ancora di più gli studenti che ormai da giorni e giorni protestano. E se vedete proprio qui alle mie spalle è stata posizionata anche una tenda simbolica, come quelle che abbiamo visto in altre città d'Italia e anche proprio a Venezia la scorsa settimana, addirittura sotto la pioggia. Non si erano fatti fermare nemmeno dalla pioggia gli studenti. Allora qui insieme a me proprio del direttivo LISC c'è Eleonora Sodini. Allora Eleonora, voi non avete finito di protestare? Ma se il sindaco continua a rilasciare queste dichiarazioni aberranti, direi che è soltanto l'inizio di quello che gli aspetta. Noi siamo qua, a parte a ribadire che il diritto allo studio vuol dire diritto alla casa, e siamo qui a ribadire che c'è un problema evidente in questa città, c'è una gravissima crisi abitativa data proprio dal fatto che questa città viene svenduta costantemente dal sindaco in persona, che a braccetto con l'università si fa tanto bello
modello, con questo fantomatico modello Boston, che è esattamente quello che poi fa in modo che le stanze dentro a un campus universitario costano 700 euro e poi viene a dirci a noi che non ci meritiamo la laurea perché ci facciamo truffare. Allora, se c'è qualcuno qui che ci truffa è proprio il sindaco Brugnaro ed è proprio questa università che non fa in modo che gli studenti rimangano in questa città e che vivano una vita degna di essere chiamata tale. Aggiungo anche che con tutti i buchi neri che ci sono in questa città, tra l'isola e la terraferma, con tutti i soldi del PNRR che ha perso nel bosco dello sport, che voleva perdere nel bosco dello sport, poteva usarli in primis per aiutare gli studenti a pagarsi gli affitti, che ripeto sono una conseguenza delle sue politiche, poteva usarli per incentivare gli affittuari privati perché appunto vengano incentivati invece che ad affittare ai turisti, ad affittare ai nuovi residenti, e che si dia una mano alle persone che vivono in questa città, studenti tanto quanto lavoratori, tanto quanto residenti, a vivere e ad avere un degno diritto alla casa come ci spetta a tutti e a tutti. Noi non ci stiamo, il sindaco Brugnaro si deve vergognare, non è mai stato il nostro sindaco personalmente, come collettivo Lisca abbiamo sempre preso le distanze dalle sue posizioni politiche, ma a maggior ragione dopo la figuraccia che ha fatto, veramente sindaco ti devi vergognare, non ci rappresenti, devi veramente, siamo veramente arrabbiatissime, non so cosa dire se non che è ridicolo il fatto che si sono addirittura barricati dentro perché evidentemente qualcosa da nascondere ce n'hanno ed è tutto un gioco, una farsa veramente di pessimo gusto. Non so Alice se vuoi dire qualcosa. Sì, ecco Alice, anche tu del direttivo. Voi se non avete le famiglie alle spalle, non tutte le famiglie possono permettersi questo tipo di affitti, vi trovate in seria difficoltà. Addirittura qualcuno ha detto che vengano a lavorare nei bar, nei ristoranti, cerchiamo tanto personale. Certo, anche questa è una dichiarazione veramente allucinante, perché insomma al di là del fatto che non abbiamo tutti delle famiglie che possono permettersi di mantenerci in una città difficile come questa, e poi il sindaco che ci dice di andare a lavorare invece tra l'altro di andare a berci gli spritz. Io vorrei ricordare al sindaco che tutte le persone che sono qui sono studenti che lavorano e che lavorano dove? Sono costretti a lavorare in posti svenduti al turismo, in ristoranti, in hotel, in bar, dove la paga è sempre pessima, perché lo ricordiamo di nuovo, viviamo in una città dove l'unica economia possibile è quella del turismo, per cui ci troviamo a ricevere paghe da fame che comunque non ci permettono di pagarci delle case e degli affitti che costano molto di più di quello che noi possiamo guadagnare con i nostri lavori o grazie al sostentamento delle famiglie. Per cui anche questa è un'immensa cavolata quella che ha detto il nostro sindaco Brugnaro, anzi non è il nostro sindaco, ci teniamo di nuovo a ribadirlo. Quindi invece di dire tutte queste cose sui giornali, pensi piuttosto a scendere e magari confrontarsi veramente con gli studenti e con le persone che vivono in questa città e che non riescono veramente a viverci. Per chi? Per colpa sua, di nuovo, che fa costruire dei campus che sono in realtà degli hotel di lusso che costano più delle case private e che addirittura poi d'estate diventano dei resort per i turisti stessi, per cui è il sindaco stesso che ci caccia da questa città e che non vuole studenti e studentesse e non li vuole far vivere veramente questa città. Addirittura detto che se volete potete decidere di uscire dal centro, che ci sono stanze o comunque case che costano di meno. Ma questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che il sindaco non ha idea della città che amministra, visto che la terraferma si sta omologando ai prezzi di mercato del centro storico. Forse non lo sa che esiste il libero mercato, funziona esattamente così, e quindi anche questa è una grandissima cavolata, nel senso, scusate, perdonate l'arrabbiatura, ma spero capiate. I posti letto, le stanze in terraferma, ribadiamo, stanno avendo anche questi dei prezzi alle stelle. O comunque, se anche fosse che noi ci dobbiamo trasferire in terraferma, perché dovremmo trasferirci in terraferma? Perché così il centro storico continua ad viene ancora di più svuotato, così per poter essere ancora di più un museo a cielo aperto, e quindi la terraferma diventa l'albergo, il parcheggio delle persone. Cioè, che senso ha trasferirsi in terraferma? Noi vogliamo vivere in centro e ci meritiamo anche di vivere in centro, e non è giusto che le persone non vengano messe nella condizione di farlo. Grazie Eleonora, grazie ad Alice. Ovviamente gli studenti rimangono qui a
continuare la loro protesta. Velocemente, scusa Eleonora, se non dovesse essere ascoltata la vostra voce? Ma noi non è che ci facciamo fermare da qualcosa, nel senso, noi è un anno che portiamo avanti questa battaglia. Abbiamo occupato l'università, abbiamo fatto una tenda, abbiamo inondato, abbiamo occupato il rettorato a ottobre, abbiamo messo decine di tende, centinaia di persone hanno occupato il rettorato, abbiamo scritto un documento che abbiamo portato al Senato accademico per fare leva sulla questione degli spazi in questa città, a partire dal problema della crisi abitativa. Non ci siamo di certo non ci siamo mai fermati, per cui non ci fermeremo. Eravamo in conferenza stampa una settimana fa davanti alla residenza a Santa Marta, oggi siamo venuti sotto al comune perché è evidente che non è più soltanto un problema universitario ma è un problema cittadino, quindi siamo venuti anche in comune e continueremo a farlo, cioè qualsiasi cosa dirà Brugnaro ci sarà sempre una parte resistente in questa città, e non parlo soltanto del collettivo universitario ma anche di tutti i movimenti sociali di questa città, che saranno ben felici e ben pronti di non dargliela vinta. Avete sentito, gli studenti sono decisamente agguerriti, non hanno intenzione di fermarsi. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori per questo collegamento. Noi ora torniamo a parlare del maltempo che si è abbattuto ovviamente in maniera drammatica sull'Emilia Romagna, ma ha toccato anche la parte meridionale del Veneto e in parte anche le coste. Nei primi 15 giorni del mese di maggio in Veneto le piogge sono state frequenti ed abbondanti, registrati in 13 giorni su 15, mediamente sono caduti 130 mm di precipitazioni, valore superiore a quello medio dell'intero mese di maggio, stimato in 115 mm. Il dato emerge dal bollettino dell'Agenzia regionale per l'ambiente. A metà mese si registra quindi una situazione di surplus pluviometrico più 13% rispetto agli apporti attesi a fine mese. Per quanto riguarda le conseguenze sulle falde, tuttavia, ne abbiamo parlato tante volte dell'emergenza siccità che ha coinvolto appunto la nostra regione, soprattutto in termini di entità e durata della fase di ricarica appunto delle falde, dice ARPAV, è ancora prematuro capire. Le massime precipitazioni sono state registrate in provincia di Rovigo a Trecenta con 251 mm e nella bassa padovana a Faedo con 246, a Masi con 229, quindi le aree più vicine a quelle alluvionate dell'Emilia Romagna. La neve caduta in quota ha riportato su valori normali gli spessori del manto nelle Dolomiti, con apporti di oltre 120 cm, oltre i 2400 metri, e 70-80 cm a 2000 metri nelle Dolomiti. Per quanto riguarda le prealpi vicentine, sono stati di 80 cm a 2000 metri, in Alpago anche 40-60 cm a 1600 metri, una trentina di centimetri negli altri settori. La sommatoria quindi di neve fresca da ottobre a metà maggio evidenzia comunque ancora un deficit di 160 centimetri, anche perché la pioggia in alcune giornate, come per esempio il 6 e il 7 maggio, è arrivata fino ad alta quota, accelerando i processi di riscaldamento e fusione del manto nevoso. La risorsa idrica nivale, dopo la fusione della prima decade del mese con le nevicate successive, è ritornata sui valori in media per il periodo. Quindi una situazione ancora da capire, insomma, alla luce di quanto sta accadendo in queste ore e alla luce della prolungata siccità invece che aveva caratterizzato i mesi precedenti, entrambi, come dire, due facce della stessa medaglia. Ma intanto ora è veramente un disastro in Emilia Romagna. Stanno partendo, lo dicevamo, numerose squadre delle protezioni civili, degli alpini, proprio per dare una mano a queste popolazioni martoriate. Sentiamo il punto con l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin.
Siamo intervenuti la settimana scorsa con parecchie decine di volontari e stiamo intervenendo anche adesso con circa un centinaio di volontari e una decina di funzionari della Regione del Veneto. Stanno operando in varie zone dell'Emilia Romagna, in modo particolare tra Rimini e Cattolica per quanto riguarda il litorale, e nell'entroterra siamo occupati a Cesena, a Riolo Terme, a Brisighella e anche nella zona attorno a Bologna, dove appunto stanno operando secondo le varie specializzazioni. In questo momento hanno ben 23 comuni isolati, hanno decine e decine di strade impraticabili e interrotte, e oltre a questo vorrei ricordare che i quantitativi di pioggia sono stati veramente rilevanti, ci sono stati ben 14 fiumi che sono esondati. La Protezione Civile del Veneto e i Vigili del Fuoco sono partiti per dare supporto alle popolazioni dell'Emilia Romagna drammaticamente colpite dal maltempo. Sotto monitoraggio il Veneto, dove nonostante la pioggia degli ultimi giorni la situazione è comunque sotto controllo. Ci aspettiamo ancora delle piogge perché il tempo non sarà bellissimo, almeno fino a lunedì, però non ci aspettiamo precipitazioni particolarmente importanti. Questo anche grazie agli interventi effettuati negli anni. Dopo l'alluvione del 2010 la Regione si è data come obiettivo prioritario quello di mettere in sicurezza il territorio del Veneto. Ci furono, lo ricordo, 32 rotture originali, mezzo Veneto allagato, tutta una serie di frane in montagna, quindi è una situazione molto complessa. Da allora sono stati realizzati cantieri, centinaia e centinaia di cantieri per un importo di circa 1,5 miliardi di euro, e 320 milioni in questi ultimi 8 anni solo di manutenzione del territorio. Ancora non è sufficiente, perché dopo l'alluvione del 2010 la Regione fece un piano insieme all'Università di Padova individuando tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza il Veneto, e il piano ammonta a 3,5 miliardi di euro, quindi se ne abbiamo realizzato 1,5 vuol dire che c'è ancora molto da fare, però la strada intrapresa è quella giusta. Ecco, intanto dicevamo i volontari stanno partendo, tra i primi ad arrivare a Rimini e Riccione, i volontari trevigiani di Casale sul Sile, Preganziol e Conegliano. Vediamo. Siamo partiti ieri su attivazione della Regione Veneto a supporto qua delle zone alluvionate dell'Emilia. Siamo in totale 4 da Casale e abbiamo accorpato con noi 2 da Preganziol. Per cui c'è anche questa bella collaborazione tra associazioni limitrofe. Una solidarietà che arriva da tutta la provincia. Tra loro, infatti, anche uomini partiti da Conegliano per portare aiuto nei territori alluvionati dell'Emilia-Romagna, duramente colpita in queste settimane dal maltempo. Ieri ci hanno mandato in serata, in tarda serata, a fare degli interventi di svuotamento scantinati e seminterrati a Rimini, fino quasi alla mezzanotte. Poi stamattina siamo finiti in colonna mobile, ci hanno accorpato la colonna mobile della Regione Emilia e siamo arrivati a Riccione sempre per lo stesso tipo di interventi. I volontari della Protezione Civile sono stati tra i primi ad arrivare a Riccione, dove la situazione, nonostante la tregua dalla pioggia, resta critica. Le notizie sono abbastanza tragiche, nel senso che parlano di chiusura dell'autostrada addirittura. Ieri sera le ferrovie, anche quelle erano interrotte, si vedono i fiumi che hanno un livello veramente che fa paura, e tutti i seminterrati sono andati tutti sotto, ma veramente tutti. Perciò diamoci da fare come meglio possiamo. E da parte della popolazione romagnola, piena collaborazione e sostegno ai volontari della Protezione Civile. Alla popolazione devo dire la verità che sono abbastanza tranquilli, nel senso che ci lasciano lavorare e sono anche felici di dare una mano, di mettere su un caffè quando possono. Insomma, siamo ben accolti sicuramente. E in prima linea per aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna anche la Protezione Civile degli alpini, dell'ANA. Alcune squadre sono già partite, altre si stanno preparando a partire in queste ore. Andiamo quindi nella sede triveneta della Protezione Civile degli alpini a Campiglia dei Berici nel Vicentino, dove c'è Luisa Bertini. Buongiorno Luisa.
Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Campiglia dei Berici, dove qui stanno preparando, lo vedete alle mie spalle, stanno caricando i mezzi che oggi raggiungeranno le popolazioni alluvionate. Andranno a Forlì, già 25 uomini dell'ANA Protezione Civile sono giù, si stanno coordinando ovviamente con Campiglia dei Berici, che è la sede un po' del coordinamento di questa macchina organizzativa molto impegnativa e anche in divenire, perché le zone alluvionate ovviamente sono ancora in allerta rossa. Io sono in compagnia di Andrea Guglielmoni, responsabile del terzo raggruppamento ANA Protezione Civile, che sta coordinando appunto questa macchina dei soccorsi. Oggi partiranno altre 40 persone. Sì, esatto, stiamo preparando mezzi e attrezzature che verranno inviate già nel pomeriggio a Forlì. Attendiamo adesso l'arrivo dei volontari che arriveranno qui nella prima parte del pomeriggio e poi cominceranno a incolonnarsi per raggiungere Forlì insieme a volontari degli altri raggruppamenti, quindi Piemonte, Lombardia e Liguria. E poi, intanto, per dare la dimensione anche di come si arriva in questi territori, lei mi diceva ieri i primi volontari ci hanno messo 7 ore per arrivare. Sì, il nostro coordinatore nazionale, che è andato in avanscoperta, ci ha messo ben 7 ore perché le strade sono impraticabili e quindi la viabilità è abbastanza compromessa e ci sono proprio dei problemi proprio per arrivare in zona. Voi di cosa vi occuperete quando sarete a Forlì e avete una destinazione indicata? Sì, in questo caso oggi abbiamo come target di lavoro lo sgombero di fango da una centrale elettrica per poterla rendere poi operativa successivamente. Lei mi parlava anche della difficoltà dettata proprio dall'estensione, perché questo è un evento eccezionale proprio per l'estensione che coinvolge 40 comuni tra Bologna e anche il litorale della costa adriatica, le zone più colpite, Forlì, Cesena, Ravenna, proprio dove andrete voi. Voi siete abituati a questo tipo di emergenze, ma non con questa estensione territoriale. Sì, questo tipo di calamità ha un'estensione veramente importante, non è usuale. Effettivamente chi si trova a coordinare, quindi Dipartimento, Regioni, anche Regione Veneto ovviamente, trova un territorio vasto, quindi tanti interventi che si dovranno fare da qualche giorno adesso in avanti, anche per poter supportare la popolazione nel ripristinare la quotidianità. Lei mi diceva che l'altro rischio è anche il fatto che queste piogge continuino, che non ci sia il deflusso verso il mare dell'acqua, si rischia anche di rendere vano il sacrificio e il soccorso che c'è adesso, no? Sì, ovviamente proprio questo fa sì che in questo momento dobbiamo anche limitare un certo tipo di intervento che fino ad oggi è quello del supporto al salvataggio e al far sì che le persone vengano portate in sicurezza e attendiamo, quindi da oggi cominciamo appunto a interventi più risolutivi sul tipo di calamità. È chiaro che dipenderà molto anche dal meteo che ci sarà da qua in avanti, speriamo che questo ci possa aiutare a cominciare a fare interventi sostanziosi. Ecco, qui poi tra l'altro c'è proprio una centrale operativa e di coordinamento un po' a livello nazionale, come vi state organizzando? Sì, qui a Campiglia c'è proprio la sala operativa nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini che ha il compito in questo momento di coordinare le risorse che abbiamo sul territorio e di veicolarle in Emilia-Romagna secondo le indicazioni del coordinatore nazionale che si trova sul posto. Ecco, quindi l'avete sentito, una situazione assolutamente in divenire, ovviamente da Campiglia dei Berici i volontari non si stanno sottraendo, però quello che troverete è ancora un'incognita, insomma è quello che vediamo dalle immagini. Io restituirei la linea allo studio, Marta.
Grazie a Luisa Bertini e grazie agli alpini della Protezione Civile per quanto fanno naturalmente in soccorso alle popolazioni. Grazie a Simone Squarcina per il supporto tecnico. Dicevamo, no, la grande macchina della solidarietà che si sta mettendo in moto per aiutare l'Emilia Romagna. Vediamo la Protezione Civile di Padova come si sta muovendo. Partiti i primi volontari di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che dalla sede di Padova hanno portato in Emilia-Romagna anche un mezzo anfibio, pronte a partire a seconda delle richieste del coordinamento nazionale altre squadre. Il Veneto è a fianco della regione colpita dall'alluvione e Padova sta facendo la sua parte. Tra i 100 volontari circa di Protezione Civile della regione Veneto che sono presenti in Emilia, ce ne sono 7 della provincia di Padova, del gruppo dell'Alta Padovana. Sono 7 partiti ieri pomeriggio, attualmente si trovano a Riccione, resteranno lì fino al 19 di maggio, quindi rientreranno il 19 di maggio e ovviamente stanno facendo tutte le attività che vengono appunto loro impartite. Per l'invio di nuovi volontari e nuovi mezzi non si attende che un segnale di richiesta. Dal coordinamento nazionale siamo a disposizione per avere altre richieste. I nostri gruppi sono tutti pronti, oltretutto anche con mezzi, attrezzature pronte da portare via e noi attendiamo soltanto di essere chiamati. Ed ora abbiamo sentito prima dalle parole dell'assessore Bottacin come ci si sta preparando anche in Veneto proprio per contrastare il dissesto idrogeologico che peraltro appunto alla luce dei mutamenti climatici sembra un'emergenza sempre più concreta, con l'alternanza appunto come ci dicono gli esperti di fasi estremamente siccitose con altre invece di precipitazioni torrenziali. A questo proposito di interventi strutturali proprio per fronteggiare il maltempo, una delle aree diciamo particolarmente monitorate è quella del San Donatese. Abbiamo sentito il neo sindaco Teso. Ci ricordiamo tutti nel 2015 come il tornado abbia cambiato il volto di una nostra parte di Naviglio. E perché il territorio non sia più vittima di eventi meteorologici così imponenti, la Regione si è messa al lavoro nei comuni in cui c'era bisogno di maggiori interventi, come quelli lungo la riviera del Brenta. Taglio del nastro questa mattina, la presenza dei sindaci di Dolo Mira e Fiesso d'Artico, oltre che della Regione. 8 gli interventi di consolidamento degli argini messi in campo. Il Burchiello avrà una possibilità quindi di scorrere con più sicurezza e con una anche attenzione particolare a controllare quella che è la sua velocità in seno appunto al bacino. A Fiesso d'Artico c'era bisogno in quanto i campi stavano scendendo piano piano verso il fiume. Questo consolidamento fa sì che nella parola stessa c'è il consolidamento del terreno, ma soprattutto c'è la costipazione della sponda arginale che è fondamentale per la vita dell'argine. Noi nasciamo dagli argini del Brenta. I nostri fiumi non sono solo dei fiumi, ma mettono insieme più cose, perché c'è la questione idraulica, c'è la questione ambientale, ma dato che ci sono anche le strade diventa anche una questione di viabilità. E noi come Riviera abbiamo sempre chiesto di potenziare i finanziamenti. Io un anno fa provocatoriamente avevo detto ci servirebbero 100 milioni per sistemare queste cose, ma anche per dare uno sviluppo alla rete ciclabile che noi sapete vogliamo venga finanziata la ciclabile per tutta la riviera del Brenta con dei passaggi importanti mozzafiato anche sul nostro fiume, però forse quella cifra che era stata data, 100 milioni, è forse la cifra giusta. Servizio relativo al consolidamento degli argini nei 3 comuni della Riviera del Brenta, di Dolo, Mira e Fiesso d'Artico. Sentiamo ora invece le parole, sempre appunto in tema di rischio idrogeologico, del neosindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso.
San Donà è tutto il basso corso del Piave, è a grosso rischio idrogeologico. La nostra area è stata classificata dall'autorità di bacino P3R3, quindi zona a gravissimo rischio. Questa cosa ha limitato anche molto l'edificabilità in quest'ultimo anno, è una cosa che preoccupa parecchio, però insomma siamo una terra di acqua la nostra, perché buona parte è terra di bonifica e sorge tutta attorno al Piave. Nel 2019 gli argini erano pieni e mancava poco più di 1 metro a un paio di metri forse alla tracemazione, quindi la paura è vicina. Abbiamo un investimento sempre della Regione Veneto di 4 milioni di euro per il rafforzamento dell'argine sul lato sinistro e dovrebbero già partire entro il 2023. Manca l'importo per un analogo finanziamento sul lato destro, lato Musile di Piave, sempre per il rafforzamento dell'argine e l'innalzamento dell'argine sul Piave. La zona è ovviamente molto molto a rischio perché è fortemente urbanizzata e costruita proprio attorno alle rive del fiume Piave. Ecco, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, tra poco torneremo con altri aggiornamenti e notizie di cronaca dal Veneto. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parlavamo della devastante ondata di maltempo che ha provocato un'alluvione di dimensioni catastrofiche nella vicina Emilia-Romagna. Dei problemi ci sono stati anche nelle aree più a sud del Veneto e in parte sono state toccate anche le coste devastate, quelle romagnole. Sentiamo dal sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, la situazione sulla spiaggia di Jesolo. Le mareggiate degli scorsi giorni hanno creato dei disagi nella zona della spiaggia di Piazza Torino e della Pineta, danni abbastanza ingenti perché sono creati degli scalini molto importanti e ci sono stati degli ammanchi considerevoli di sabbia. Stiamo in questi giorni quantificando realmente qual è il danno, anche se garantiamo fin d'ora che in qualche maniera una soluzione ce l'abbiamo per garantire la fruibilità della spiaggia, quindi il messaggio positivo è che gli stabilimenti balneari saranno totalmente fruibili come ogni anno e quindi i nostri turisti possono stare tranquilli. In ogni caso ci stiamo già attivando con la Regione del Veneto per inviare la prima stima sommaria dei danni, perché ovviamente sono una spesa economica non indifferente, e con il Genio Civile ci metteremo in contatto in queste ore per capire quali sono gli step da fare nei prossimi mesi per cercare di alleviare questo problema e non trovarci ogni anno di fronte a una situazione emergenziale. Ecco, queste dunque le parole del sindaco Christopher De Zotti sui danni che sono stati provocati dalla mareggiata anche sul nostro litorale. Ora apriamo un'ampia pagina dedicata alla cronaca, cominciamo da Abano Terme con le indagini sull'esplosione che ha coinvolto un ristorante. Ci colleghiamo quindi subito con Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Marta, ci troviamo all'esterno del locale Cacio e Pepe che esattamente un mese fa è stato distrutto da questa esplosione che ha detto la procura è dolosa. Perché? Perché dopo le indagini e le verifiche fatte dai vigili del fuoco si è capito che la bombola GPL è esplosa, che ha distrutto il locale, lo vedete ancora con le vetrate a pezzi e devastato all'interno, è stata aperta e da quella bombola poi è uscito il gas GPL che in un paio d'ore ha saturato completamente gli ambienti, provocando poi la deflagrazione. La procura così ha cambiato l'ipotesi di reato, non indaga più per crollo e distruzione ma indaga per strage, e solo fortunate coincidenze hanno permesso che non ci fossero vittime, perché il locale quel giorno era chiuso, ma alle 9 del mattino del 19 di aprile una cliente amica dei titolari era venuta qui per recuperare un portafoglio che aveva dimenticato. Quando ha aperto la porta ha subito sentito il forte odore di gas ed è scappata un minuto dopo esatto l'esplosione che ha sventrato il locale.
E quindi insomma la procura ha deciso di indagare per strage. I carabinieri, le indagini sono affidate ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Pare che la bombola sia stata aperta intorno alle 7 del mattino e in appena 2 ore abbia appunto riempito il locale di gas GPL, una bombola che era in uso al ristorante, che si trovava in un magazzino, che adesso vi facciamo vedere dove è stata ritrovata, perché pare che la bombola sia stata ritrovata proprio qui, e in questo punto purtroppo le telecamere di sorveglianza non hanno ripreso delle immagini. Le telecamere infatti riprendono la cliente che entra nella porta principale e poi esce dopo appena pochi secondi, e l'esplosione, ma niente ha ripreso questa parte della strada e del locale dove molto probabilmente appunto è avvenuta l'apertura della bombola. Quindi serviranno le immagini delle telecamere interne, che sono già state acquisite dai carabinieri, che sono ora al vaglio per cercare di capire se qualcosa può essere utile per identificare l'autore di questo gesto, perché ovviamente l'indagine per strage al momento è a carico di ignoti. Ma appunto potrebbero essere cruciali le prossime ore, i prossimi giorni, per capire, sconosciuti ancora, anche i motivi, cosa abbia provocato l'intenzione di voler distruggere questo locale, perché gli affari andavano molto bene e quindi insomma non si sa chi può avere qualcosa contro questo locale molto conosciuto qui nella zona termale, frequentato dai residenti ma anche dai tanti turisti. Se non ci sono altre domande, Marta, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie per questo collegamento e buon lavoro. Allora, noi continuiamo con la cronaca e ritorniamo a parlare del delitto di Varago di Maserada nel Trevigiano. Giusto una settimana fa Aymen Adda Ben Amour è stato assassinato con un coltello, un delitto per il quale è in carcere un ragazzo di 18 anni. Ieri l'autopsia sul corpo del giovane di origini algerine, un'autopsia che conferma come ad ucciderlo sia stato un colpo diretto al cuore. Sentiamo. Aymen Adda Ben Amour, il 17enne ucciso a Varago di Maserada, è stato colpito da più fendenti. 2 sono risultati gravi, quello all'addome, un taglio profondo, e quello al costato sinistro che lo ha raggiunto al cuore. Questo sarebbe quello fatale. L'esame autoptico avrebbe anche rivelato altri tagli superficiali alle spalle del giovane. Non ci sarebbero lesioni da difesa. Aymen sarebbe morto pochi secondi dopo il colpo mortale. Intanto continuano le indagini da parte dei carabinieri per far luce su questa tragedia. Il 18enne Elia Fiorindi rimane in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. La tesi del giovane omicida, difeso dall'avvocato Fabio Crea e Luigi Torrisi, sarebbe quella di legittima difesa, di aver cioè reagito ad un tentativo di rapina ad opera della vittima, tesi ancora tutta da accertare. Un'aggressione maturata durante la cessione di un panetto di hashish da parte del 18enne alla vittima. I 2 giovanissimi, è stato accertato dagli investigatori, erano a tu per tu, uno di fronte all'altro. Cosa sia accaduto in un attimo, tanto da far scattare la tragedia, è oggetto di indagine. Ci sono ancora molti lati da chiarire. All'appello manca il cellulare della vittima, risultato sempre spento e sparito nel nulla. E se fosse avvalorata la tesi del 18enne, mancherebbe anche l'eventuale secondo coltello. Intanto le indagini continuano e si attende il nulla osta per il funerale del giovane 17enne. E restiamo a Treviso perché ci chiede ora la linea la collega Francesca Bozza dalla Piani, dove è in corso la manifestazione dei lavoratori del settore della sicurezza, i vigilantes privati, che evidenziano tutta una serie di problemi nel portare avanti il proprio lavoro e chiedono a gran voce il rinnovo del contratto. Francesca, buongiorno.
Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come detto, siamo in Piazza delle Istituzioni a Treviso per il presidio regionale dei lavoratori della sicurezza. Al centro della protesta il mancato rinnovo del contratto nazionale, ma non solo, ce lo spiegheranno loro, ci racconteranno anche le condizioni di lavoro nelle quali si trovano ad operare quotidianamente. Insieme a me Patrizia Manca, segretario generale Fisascat CISL Belluno Treviso, Alberto Irone, segretario Filcam CGL Treviso e Mauro Galdi, RSA Wiltux Vicenza. Irone, cerchiamo di sintetizzare, di capire quelli che sono i motivi che vi hanno portato qui, circa 200 lavoratori da tutto il Veneto. Ma siamo qui, come in questi giorni in tutta Italia, per chiedere che il rinnovo del contratto collettivo nazionale venga sottoscritto presto, per chiedere aumenti significativi sulla massa salariale. Siamo ancora molto distanti tra le richieste delle organizzazioni sindacali e quello che offrono le aziende, e siamo qui per chiedere un rinnovo dignitoso che centri le nostre richieste e che accompagni questi lavoratori. Più formazione, più contratti stabili, meno condizioni di lavoro peggiorative, come invece purtroppo assistiamo e vediamo ogni giorno in questo settore. Manca, qual è la giornata tipo per chi opera nel vostro settore? Ancora più complicato per una donna, e ci diceva una sua collega, nel gestire poi la famiglia e il lavoro. Sappiamo quando usciamo, ma non sappiamo quando rientriamo. Sono lavoratori che lavorano nella stragrande maggioranza durante l'orario notturno. Pertanto, per poter, come dicevamo prima, garantire a se stessi e alla propria famiglia una retribuzione dignitosa, sono costretti a fare tante ore anche di straordinario. Pertanto, lavorando la notte, fanno 10, 12, anche 13 ore di lavoro. Quando la famiglia sta per iniziare la giornata, il più delle volte loro devono andare a dormire. Pertanto anche i rapporti familiari possono essere messi in discussione. Oggi sicuramente occorre anche tener conto di questo aspetto. I lavoratori e le lavoratrici chiedono un po' in tutti i settori di poter conciliare anche tempi di vita e di lavoro. Infatti in questo settore c'è carenza di personale, c'è quindi la necessità di poter avere non solo retribuzioni adeguate, ma anche poter riuscire ad avere una vita familiare dignitosa. Questa carenza di personale porta naturalmente a fare per forza straordinari. Certamente fare straordinari, e quindi non soltanto per avere retribuzioni dignitose, ma anche per garantire i servizi, perché il più delle volte sono servizi pubblici essenziali e pertanto non si può lasciare il posto di lavoro se non viene sostituito da un collega. Galdi, c'è anche un tema che ruota intorno alla sicurezza. Non viene riconosciuto il rischio che voi quotidianamente correte? Assolutamente no, diciamo sempre siamo l'amante di serie B. Io faccio servizio negli enti pubblici, sono stato aggredito tante volte, nessuna tutela. Immagina c'è un processo in corso, la mia azienda non ha ritenuto di tutelarmi. Non posso fare i nomi per motivi etici, eccetera. In particolare che cosa le è accaduto quando parla di aggressioni? Niente, prestavo servizio presso il pronto soccorso della città dove io opero, un'esagitata è entrata e ha incominciato ad aggredire. Per difendere il personale sanitario mi sono dovuto intromettere e ho preso botte. È finito in ospedale? Certamente con prognosi attesa, nessuna tutela su niente. E addirittura per tutelarci dobbiamo fare noi la querela di parte, anche se siamo incaricati di pubblico servizio. Questo è decennale che lo Stato non ci riconosce anche una figura giuridica idonea per i servizi che facciamo e ci viene richiesto sempre tanta sicurezza professionale a noi. Quando uscite al mattino o alla sera per iniziare il vostro turno di lavoro, qual è il primo pensiero che fate? A mia figlia gli dico: papà non sa a che ora rientra stasera. Questa è la realtà delle cose. Tanti colleghi di tanti anni di esperienza ci hanno lasciati perché appena finita la pandemia hanno trovato di meglio. La nostra età mediamente, come vede, siamo tutti over 40 e non è che abbiamo altri sviluppi lavorativi che non ci prendono a lavorare, se no la maggioranza avrebbe cambiato lavoro. Irone, c'era stato un tavolo, c'era stato un incontro che però ha avuto esito negativo. C'è il tema della sicurezza, c'è il tema del riconoscimento del rischio, c'è anche un tema legato a come il lavoro si è evoluto. Lo ricordiamo, il vostro impegno, l'impegno di questi lavoratori durante la pandemia. Tanti punti sui quali
bisogna trovare un accordo. Ma diciamo che gli incontri in questi anni sono stati molti, i tavoli tenuti a livello nazionale altrettanti, ma non si è raggiunto un punto di equilibrio. Questo lavoro sta profondamente cambiando, come tutte le professioni dopo la pandemia. Pensiamo per esempio all'utilizzo di strumenti digitali che le guardie particolari giurate utilizzano tutti i giorni. Pensiamo anche alla complessità di operare all'interno di enti pubblici nella gestione per esempio di pezzi di sicurezza importanti negli ospedali, nelle stazioni, in tutti quei luoghi che quotidianamente attraversiamo. Ecco, noi chiediamo un rinnovo e un contratto dignitoso che sappia dare risposte soprattutto dal punto di vista salariale, quindi più soldi in busta paga, ma non solo, serve anche più formazione, più sicurezza, più dignità per lavoratori e lavoratrici che pensiamo siano invisibili, ma in realtà condizionano molto la sicurezza e le vite di tutti i giorni. Se non dovessero arrivare queste risposte? Continueremo la mobilitazione anche utilizzando lo sciopero in coordinamento con le nostre segreterie nazionali e in maniera unitaria, come siamo qui oggi presenti, Filcams, Fisascat e Wiltux. Grazie ad Alberto Irone, grazie a Patrizia Manca, grazie a Mauro Galdi. Qui continua il presidio in piazza dell'Istituzione dei lavoratori del settore della sicurezza. Avete sentito i tanti punti sul tavolo che hanno bisogno di una risposta. La linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozzas con Simone Merlo per questo collegamento. E proprio a proposito di vigilanza privata, dopo la violenta rapina di lunedì scorso, il negozio Foot Locker di Treviso ha riaperto, ma con un addetto alla vigilanza all'ingresso. Nel frattempo è prevista proprio per oggi l'udienza di convalida dell'arresto dei 2 diciottenni che sono stati fermati per l'episodio. Sentiamo. Il negozio ha riaperto, ma con la presenza di un addetto alla sicurezza all'ingresso, dopo la violenta rapina di lunedì, durante la quale 2 commessi sono stati selvaggiamente picchiati. Foot Locker ha riacceso le luci, ma i commessi non sono disponibili a rilasciare dichiarazioni sull'accaduto, un po' per le disposizioni ricevute dall'azienda, immaginiamo, e un po' per lo shock subito. E anche i negozianti della zona, pieno centro di Treviso, a telecamere spente, confermano la paura e la sensazione di non sentirsi abbastanza sicuri, anche se qui i controlli di polizia, carabinieri e polizia locale sono intensi. Quanto ai presunti autori del gesto, i 2 diciottenni, fermati poco dopo in stazione dalla polizia e condotti in carcere, saranno sottoposti all'udienza di convalida dell'arresto nelle prossime ore e potrebbero essere scarcerati con l'obbligo di dimora nei comuni del Vicentino in cui vivono. Sull'episodio è intervenuto anche il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani. I fenomeni legati alla microcriminalità sono sempre più aggressivi ed è questo che preoccupa di più, ha detto. Ma Treviso è una città sicura e con molti controlli, non possiamo trasformarla in una realtà assediata. Ed ora apriamo una pagina dedicata alla politica. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie per essere con noi. Allora, sono davvero tanti i temi di grande attualità, insomma, in queste ore nella politica e non solo. Volevo cominciare proprio con la questione dell'autonomia e della bufera che si sta scatenando dopo la pubblicazione sul web con il post dell'Ufficio Bilancio del Senato, poi ritirato, un post dove sostanzialmente veniva demolito il DDL Calderoli sull'autonomia. Poi si è detto no, ma era una bozza, dovrà essere aggiustata in qualche modo. Sta di fatto che anche all'interno del centrodestra infuria la polemica proprio su questo. Ma guardi, sì, ho visto che nel centrodestra c'è del nervosismo a seguito della pubblicazione di questa nota del servizio del bilancio del Senato, che è noto a tutti essere un servizio di eccellenza, di grande qualità, che deve essere autonomo e che molto spesso anche in passato ha fatto le pulci ai provvedimenti, non di questo governo, di tutti i governi. È successo che questa nota è stata trasmessa. Evidentemente non ha fatto piacere al ministro Calderoli, hanno temuto ci fosse una manina magari messa in azione proprio al Senato da qualcuno, credo, di Fratelli d'Italia,
il provvedimento prima è stato ritirato, non il provvedimento, il rapporto prima è stato ritirato, poi nuovamente pubblicato come bozza provvisoria. Nel merito, al di là di questo retroscena che la dice lunga di quanto sia difficile questo percorso sull'autonomia differenziata, nel merito devo dire che questo rapporto del servizio di bilancio non diceva nulla di straordinario, cioè diceva sostanzialmente che essendoci una clausola di invarianza finanziaria, cioè non si possono mettere nuove risorse, così c'è scritto in uno degli articoli del provvedimento di Calderoli, c'è il rischio di creare disparità nel nostro Paese, e quindi l'idea era quella di mettere il legislatore, cioè il Parlamento, di fronte a delle difficoltà che sono del tutto evidenti, che si possono negare, ma che non possono essere in maniera seria non prese in considerazione. E quindi io penso che il Parlamento farà bene a discuterne seriamente, anche con delle proposte, come abbiamo fatto noi. Ricordo che la proposta di Calderoli è abbinata la mia, che si pone l'obiettivo di ridurre quelle che sono le materie su cui è possibile differenziarsi, innanzitutto togliendo la materia dell'istruzione da quelle dell'autonomia differenziata. Vediamo come proseguirà la discussione. Ho l'impressione, come ho detto, che nella maggioranza ci sia più di qualche problema. Ecco, quindi la proposta del Partito Democratico è la sua, no? Con queste precisazioni che lei ha detto, con una riduzione in particolare delle materie. Nel frattempo stavamo vedendo anche delle immagini del referendum del 2017 che in Veneto, lo sappiamo, ha avuto un consenso elevatissimo, e c'è anche parecchia aspettativa, insomma, della cittadinanza su questo tema. Allora, che ci sia aspettativa non c'è dubbio, l'ho talmente presente che anche noi abbiamo presentato un disegno di legge per realizzare l'autonomia, ma siccome all'aspettativa vogliamo che si determinano dei risultati, abbiamo indicato qual è la strada più opportuna per poterla realizzare. È inutile continuare a parlare di tutte le materie, concentriamoci su alcune materie fondamentali per il Veneto. Abbiamo parlato di lavoro, di impresa, di rigenerazione delle città, di sostegno alla formazione. Per me potrebbe essere un modo utile per partire. Ricordo peraltro che quel referendum chiedeva ai cittadini veneti se volevano l'autonomia, ed era difficile rispondere diversamente, anche se inizialmente, bocciato dalla Cassazione, la richiesta di referendum della Lega era quello per l'indipendenza, era quello per la secessione, è bene ricordarci. L'autonomia è prevista dalla nostra Costituzione e va praticata in maniera seria per ottenere dei risultati, per tenere unito il Paese e per fare in modo che ci sia un'amministrazione più efficiente, più vicina ai cittadini, perché poi è questo il fine ultimo. Ecco, l'altro grande tema, Martella, del quale si sta purtroppo parlando in queste ore, è quello conseguente al dramma che si sta vivendo in Emilia-Romagna dell'alluvione. Quindi questi cambiamenti climatici che dopo una siccità senza precedenti stanno vedendo ora appunto precipitazioni di tipo monsonico che i nostri territori non sono in grado di sopportare. Proprio di questo, dei mutamenti climatici, di come affrontare questa crisi climatica, se ne è parlato molto anche nell'ultima recentissima campagna elettorale per le amministrative. Abbiamo più volte sentito Elly Schlein, anche quando è stata qui in Veneto, a Treviso, a Vicenza, porre l'accento proprio sulle tematiche ambientali. Un paese, il nostro, particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico, con situazioni che purtroppo, secondo quanto dicono tutti gli esperti, sono destinate a ripetersi. Sì, noi innanzitutto stiamo vivendo delle ore veramente drammatiche in Emilia-Romagna e io credo che vada data a tutta la popolazione colpita
agli amministratori la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno a tutti coloro, volontari, protezione civile, che in questi momenti stanno intervenendo. Ricordiamoci che ci sono ancora migliaia di famiglie da mettere in sicurezza, migliaia di famiglie senza l'elettricità, migliaia di famiglie che devono trovare un riparo. E credo che la seconda cosa è quella che tutte le istituzioni, le forze politiche, il governo, la Regione Emilia-Romagna, i comuni siano uniti per affrontare questa emergenza e che presto ci sia un decreto del governo che metta le risorse e tutti gli aiuti in accordo con i comuni e la Regione per intervenire su qualcosa che ha proprio le caratteristiche di un terremoto. E naturalmente, come lei ha detto, si tratta di effetti dei cambiamenti climatici. Ormai è sotto gli occhi di tutti che noi passiamo dalla siccità, dalla carenza idrica a precipitazioni di questo genere. C'è da mettere in sicurezza il nostro territorio, c'è da contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, bisogna intervenire e bisogna farlo rapidamente, perché situazioni di questo genere non si possono ripetere o peggio non continuino a devastare parti importanti del nostro territorio. Ecco, interventi ovviamente che richiedono una grossa progettazione, interventi strutturali, no? sul lungo termine, perché continuiamo a parlare di emergenza, ma poi insomma alla fine l'abbiamo capito che questa sarà la nuova normalità, purtroppo. Sì, lei ha ragione, bisogna innanzitutto intervenire sull'emergenza di questi giorni, su quello che è accaduto per mettere in sicurezza il territorio, le famiglie, le imprese, e poi programmare strategicamente, pensare ad un lungo piano che possa però avere degli effetti concreti in tempi rapidi per evitare che dal punto di vista del dissesto idrogeologico, degli interventi che si sono stati realizzati anche dal punto di vista infrastrutturale non succedano situazioni di questo genere. Quindi è un intervento strategico di lungo periodo. Innanzitutto dovremmo fare uno studio su quali sono in questo momento gli effetti dei cambiamenti climatici e come porvi rimedio nel tempo più rapido possibile. Ecco, torniamo ora al tema più strettamente politico delle elezioni. Dalle elezioni amministrative il Partito Democratico in Veneto è uscito abbastanza ammaccato, anche se rimane appunto questo importante tema del ballottaggio a Vicenza, dove Possamai a sorpresa insomma è in vantaggio di 2 punti sull'uscente Rucco. Una sua analisi intanto del voto, Martella. Direi che ha ammaccato un giudizio eccessivo. Noi sapevamo che fosse un turno difficile e lo era in modo particolare a Treviso e in altri comuni come anche a San Donà di Piave, e abbiamo cercato di affrontare la situazione nel modo migliore possibile. In altri comuni del territorio abbiamo ottenuto dei risultati e a Vicenza, come lei ha detto, siamo al ballottaggio, un risultato che non era scontato, straordinario, grazie al lavoro di Possamai e di tutta la sua squadra, e io sono molto fiducioso che si possa ottenere anche una vittoria definitiva grazie al lavoro che sta continuando, parlando di Vicenza, dei suoi problemi, delle prospettive da dare a questa città, e stando in mezzo ai vicentini, che è stata la chiave della campagna di Giacomo Possamai. Quindi naturalmente vedremo il risultato di Vicenza, ma è un risultato dal punto di vista politico, giornalistico anche, visto che ne stiamo parlando da giorni, che è giustamente sotto i riflettori. Ecco, un'analisi invece più specifica sul voto a Treviso. Ora appunto nel capoluogo della Marca trevigiana c'è anche più di qualcuno all'interno dello stesso Partito Democratico che comincia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa anche sulla scelta del candidato. Si è deciso di puntare su un civico e non su un candidato appunto di partito, con una candidatura anche peraltro scelta diciamo all'ultimo momento, quindi in tempi molto stretti per far conoscere questa persona agli elettori. Giorgio Denardi, nello specifico imprenditore. È ovviamente diverso da quello di Vicenza. Eravamo di fronte ad una sindaco uscente oggettivamente forte,
che godeva di un consenso, si è cercato di mettere insieme una coalizione più ampia possibile, non si è riusciti a raggiungere l'accordo con il terzo polo, che poi si è visto aver ottenuto un risultato abbastanza mediocre, e si è individuata la figura di Giorgio De Nardi come la figura di un profilo civico, un imprenditore che con la sua esperienza potesse mettere insieme le varie forze politiche e civiche che volevano candidarsi all'alternativa di Conte. E il risultato non è stato ovviamente un risultato soddisfacente, non si è raggiunto il primo turno, il secondo turno era ampiamente previsto, che non toglie che sia fatto un lavoro che va messo comunque a patrimonio per il futuro. Oggi io penso che sia inopportuno fare polemiche, abbiamo lavorato assieme, dovremo continuare a farlo valorizzando i partiti e valorizzando tutte le figure che hanno contribuito a ottenere questo risultato, che comunque rappresenta per il futuro un investimento, e vedremo come andranno le cose. Quindi le polemiche del giorno dopo sul candidato sono del tutto da evitare. È giusto riflettere e vedere come decidere di andare avanti con la partecipazione di tutti. Ecco, un altro elemento sul quale è opportuna, io credo, una riflessione da parte di tutti i partiti è quella relativa alla partecipazione al voto. Purtroppo abbiamo visto come anche questa tornata elettorale, pur essendo elezioni amministrative che quindi di solito hanno una pilla anche più forte sui cittadini, il grande vincitore sia stato il partito dell'astensione in tantissimi comuni. Sì, ha ragione, questo è un problema che deve preoccupare tutti, che deve preoccupare la democrazia, che ha a che fare anche con le crisi di questi anni che hanno riguardato la partecipazione dei cittadini alla politica e quindi al voto. Per la verità non c'è una differenza grandissima con gli ultimi, almeno a livello regionale, con l'ultimo turno elettorale, ma questo non vuol dire che il problema non esiste e dobbiamo invece lavorare per recuperare la credibilità della politica, per recuperare l'attenzione dei giovani, per fare in modo che proprio votare al comune, al livello amministrativo più vicino, sia un atto che significa partecipare alla vita pubblica. E per questo, ripeto, la politica deve trovare nuova legittimità, nuova credibilità, e dobbiamo lavorare tutti quanti per questo, e forse bisognerà introdurre anche qualche innovazione che permetta dal punto di vista tecnico una maggiore facilità alla partecipazione al voto, non solo per le elezioni amministrative, penso anche per quelle politiche. Grazie, io la ringrazio per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro ad Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Io ringrazio lei. Saluto, buon lavoro. Grazie, altrettanto buon lavoro. Ecco, noi ora cambiamo argomento, lasciamo la politica per parlare di mutui e di inflazione. Abbiamo in collegamento, ringrazio per essere con noi, Claudia De Marco, Federconsumatori Treviso. Buongiorno. Buongiorno, grazie e buongiorno a tutte e a tutti. Allora, un tema davvero molto, molto caldo, no? in queste settimane, in modo particolare quello dei mutui e dei prestiti, perché lo sappiamo, no? Che in seguito anche al rialzo dei tassi deciso dalla BCE, i mutui, quelli con tasso variabile, così come tutti i vari prestiti, sono saliti e non di poco, no? Ci sono delle famiglie che si stanno trovando veramente in difficoltà. Sì, in effetti l'aumento delle richieste di aiuto da parte di cittadini in difficoltà, non solo più per le bollette di luce e gas, ma anche per i mutui, è sempre più diffusa. Di fatto è da 3 anni che noi viviamo in una situazione di crisi permanente e molteplice, dovuta al sovrapporsi di diverse purtroppo emergenze, e penso ovviamente alla pandemia, ma prima avevamo vissuto il fallimento di 2 banche, la crisi inflazionistica ed energetica, la guerra, la crisi climatica che bussa alle porte di casa, non è più solo un concetto astratto. E
a forza di aggiungere crisi, ovviamente le famiglie adesso sono in una difficoltà sempre più emergenziale. Un esempio collegato insomma anche alla questione dei mutui e del rialzo dei tassi è sicuramente che noi stiamo assistendo ad un aumento del fenomeno, ad esempio, del sovraindebitamento, cioè di persone che hanno in questi anni fatto debiti per gestire sostanzialmente la quotidianità, quindi non per l'acquisto specifico di un bene o di un servizio, ma proprio per far fronte alle spese correnti, e che adesso però non sono più in grado di far fronte agli impegni presi. D'altra parte, in questi ultimi anni abbiamo assistito anche ad un proliferare di strumenti di finanziamento. Noi eravamo abituati a pensare ai mutui e ai finanziamenti, ma poi a questo si sono aggiunte le carte revolving, la cessione del quinto, gli abbonamenti online, e adesso c'è anche questa formula buy now, pay later, cioè paga adesso, compra adesso e paga dopo, e per cui noi abbiamo un aumento di cittadini che non sono più in grado di tenere sotto controllo i propri debiti. Il tutto in una situazione, come correttamente diceva lei, di rialzo dei tassi. E il nostro osservatorio nazionale ha fatto un conto su un mutuo da 100.000 euro ventennale. Nell'ultimo anno la rata è aumentata fra i 160 e i 200 euro in relazione poi alle caratteristiche di sottoscrizione del mutuo stesso. È un vero e proprio salasso per le famiglie che appunto si aggiunge a molte altre crisi ulteriori che stiamo vivendo. Ecco, quindi diciamo a fronte di questo quadro così sicuramente preoccupante, quali sono le richieste diciamo che voi come sportello insomma delle Federconsumatori vedete più di frequente? Per quanto riguarda i mutui, sicuramente ci sono persone che non è detto che abbiano nemmeno perso il lavoro o abbiano avuto una riduzione delle ore lavorative, come era accaduto ad esempio nel periodo Covid, ma proprio l'andamento dei tassi ha determinato una difficoltà della famiglia a rispettare i propri impegni. Ci sono delle strade ovviamente per, se non risolvere, arginare quantomeno il problema. L'importante è muoversi rapidamente, cioè nel momento in cui ci si accorge che si ha una difficoltà nei pagamenti, è bene prendere immediatamente contatto con la propria banca o finanziaria, oppure rivolgersi, se non si è in grado, se si vuole essere aiutati, ad un'associazione dei consumatori. Noi abbiamo uno sportello dedicato proprio alle questioni bancarie e finanziarie, e attivarsi immediatamente per tentare di risolvere il problema, perché più tempo passa peggio è. Perché appunto ci sono degli strumenti ma vanno attivati con tempestività. Penso ad esempio alla rinegoziazione del mutuo, alla surroga. Esiste comunque il fondo di solidarietà per i mutui, per cui è possibile effettuare una sospensione delle rate con una ulteriore dilazione nel tempo. Quindi gli strumenti esistono, a volte ci sono anche delle assicurazioni connesse al mutuo che possono essere attivate in determinati casi ovviamente, ma è possibile avere degli aiuti per sostenere la rata, ecco, mettiamola così, ma bisogna attivarsi rapidamente. Ecco, quindi il suo consiglio insomma è, qualora ci si accorgesse di avere queste difficoltà e questi problemi, di non lasciar passare il tempo ma muoversi immediatamente in maniera tale da cercare in qualche maniera di risolvere. Peraltro in queste settimane abbiamo visto più volte, no, anche sulla stampa locale di Treviso in particolare, ma purtroppo è un problema che coinvolge moltissime altre città, quello di un boom anche di case all'asta, no? Di persone che quindi, non riuscendo più poi a fronteggiare il mutuo, si vedono finire appunto l'immobile all'asta. Tra l'altro, allora, la casa va all'asta ovviamente dopo un periodo di tempo in cui le rate non vengono più pagate, per quello certo. Dicevo prima, muoversi rapidamente e non lasciarsi sedimentare il problema. Però le banche prima o poi si muovono insomma per tutelare il proprio diritto,
e quindi le case possono anche essere messe all'asta. Nell'ultimo periodo abbiamo visto anche una velocizzazione della procedura di messa all'asta rispetto ad anni fa. È molto, molto più rapido proprio il procedimento giudiziario, quindi da quando la banca comunica a quando effettivamente la casa viene messa all'asta. Il tutto, aggiungo, in una situazione di crisi proprio abitativa, perché insomma anche questo è sotto gli occhi di tutti, dagli studenti, ma non solo loro. Abbiamo anche una crisi proprio degli alloggi che è sotto gli occhi di tutti. Senz'altro, ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri telegiornali, no? Le difficoltà, pensiamo per esempio, al di là del tema degli affitti per gli studenti, pensiamo per esempio alle grandi difficoltà delle giovani coppie, no? Che faticano molto spesso a lasciare la famiglia di provenienza e a creare una nuova famiglia proprio per questa difficoltà, la difficoltà della casa, la difficoltà dell'affitto. Tra l'altro il fondo di garanzia, quello in aiuto degli under 36, salvo ulteriori proroghe, dovrebbe terminare per giugno. È un problema però strutturale, nel senso che si collega a quello delle giovani coppie, ovviamente anche ai temi dell'inserimento lavorativo, della tipologia di contratti che vengono offerti ai giovani, e quindi decisamente è un argomento che tocca vari aspetti della società. Insomma, non è solo una questione bancaria e finanziaria, riveste molti aspetti sociali. Certo, senz'altro. Dal punto di vista proprio più strettamente, diciamo, tecnico, tra virgolette, qual è il suo consiglio, il consiglio della Federconsumatori a chi in questo momento avesse in mente di acquistare un immobile e quindi di fare un mutuo? Allora, non c'è purtroppo una soluzione o un consiglio univoco, nel senso che molto dipende dalla situazione specifica della singola persona, dalle sue disponibilità economiche, dalla tipologia di lavoro che ha, ma anche dalla sua propensione, fra virgolette, al rischio, nel senso che la domanda tipica che ci viene fatta allo sportello è: ma è meglio il tasso fisso o il tasso variabile quando devo fare un mutuo? Esatto, questo se lo stanno chiedendo tutti, no, in questo momento. A saperlo, nel senso che allora, storicamente, però abbiamo visto insomma che la storia in questi anni non ci aiuta, nel senso che si sono poste tutta una serie di problematiche che non avevamo mai visto e che mai avremmo pensato magari. Diciamo che storicamente il tasso variabile nel lungo periodo, quindi nei 20-30 anni di mutuo, finora è sempre stato più conveniente. Però bisogna valutare anche l'aspetto psicologico, nel senso che ci si impegna sostanzialmente per una vita, o comunque con un progetto a lungo termine che incide poi sulla vita propria e della propria famiglia, e quindi molto dipende anche da se stessi. Cioè uno può decidere di spendere di più, perché ricordiamo che di media il tasso fisso è comunque più costoso rispetto a un tasso variabile per pari cifra e durata, ovviamente, però ho la tranquillità, fra virgolette, di avere una rata costante per tutti i 15, 20, 25, 30 anni di durata del mutuo stesso. Il tasso variabile normalmente ha un costo, quindi abbiamo una rata iniziale più bassa rispetto al tasso fisso, però ha di contro il fatto che può oscillare. Per esempio, chi ha fatto il mutuo 10 anni fa a tasso variabile ha visto una oscillazione considerevole, nel senso che i tassi a un certo punto erano andati praticamente a zero, quindi ha avuto un risparmio, tra virgolette, anzi senza virgolette, ha proprio avuto un risparmio sulla rata. Adesso ovviamente questa è aumentata in modo consistente. Quindi per chi desidera fare un mutuo fisso deve esserci la consapevolezza che la rata purtroppo varia in relazione all'andamento dei tassi, quindi dipende da durata,
importo e anche da una propria attitudine, mettiamola così, a rischio, un po' come per gli investimenti. C'è chi preferisce avere la garanzia del capitale e guadagnare meno, mettiamola così, e chi invece preferisce rischiare un po' di più e potenzialmente avere un introito maggiore. L'importante è che la scelta sia consapevole, quindi il consiglio che noi diamo sempre è non limitarsi ad un unico preventivo, quindi rivolgersi a più istituti di credito, farsi dare i documenti di sintesi, chiedere sempre spiegazioni al proprio referente in banca e se queste non sono sufficienti rivolgersi anche alla nostra associazione per avere ulteriori informazioni, assistenza ed aiuto. Quindi insomma è sempre meglio essere ben sicuri prima di firmare, perché poi purtroppo, come ci testimoniano le cronache di queste settimane, dopo è sempre più difficile, no? Tornare indietro, comunque porre rimedio si può fino a un certo punto. Altra questione, Claudia De Marco, è quella dell'inflazione, no? Di questi giorni la pubblicazione da parte dell'Istat del nuovo tasso di inflazione relativo al mese di aprile, che registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'8,2% su base annua, con di nuovo anche un balzo, una crescita di quelli che sono i prezzi dell'energia dopo il calo che c'era stato precedentemente. Anche questo insomma è un motivo di preoccupazione, del resto ce ne siamo accorti tutti, no? Andando a fare la spesa al supermercato, di come per esempio soprattutto nei generi alimentari si sia vista questa impennata dei prezzi. Sì, diciamo che con un'inflazione così all'8,2 e quindi ancora molto elevata, abbiamo calcolato attraverso il nostro osservatorio nazionale che le ricadute per le famiglie saranno di circa 2.400 euro su base annua a nucleo familiare. E ovviamente sono aumenti che non hanno un impatto uguale per tutti, nel senso che pesano molto di più per le famiglie meno abbienti. Abbiamo registrato anche noi un ulteriore calo per quanto riguarda i generi alimentari dell'acquisto di carne, pesce e anche verdure. Sempre più cittadini utilizzano e acquistano prodotti prossimi alla scadenza perché magari sono in offerta. Da questo punto di vista quasi la metà dei cittadini utilizza questa formula, è un segnale gravissimo questo ovviamente. Quindi noi stiamo assistendo a un aumento delle diseguaglianze nel nostro paese, diseguaglianze che riguardano anche i diversi territori, ma anche proprio relative alla diversa capacità di far fronte a questa ulteriore emergenza che, ricordo, ormai si trascina da più di un anno, perché questa crisi inflattiva ce la trasciniamo da ben più di un anno. Quindi non possiamo neanche più quasi parlare di crisi, ma di una costante, purtroppo. Cosa significa? Che andrebbero attivate tutta una serie di politiche, insomma, di sostegno alle famiglie e soprattutto quelle con i redditi più bassi, che ovviamente in questa situazione sono quelle che pagano di più l'inflazione così alta. Ecco, voi diciamo dal vostro osservatorio state notando anche delle politiche speculative, mi riferisco proprio in particolare anche alla spesa alimentare, no? Addirittura molti cittadini, come lei sottolineava, stanno cambiando le proprie abitudini alimentari proprio perché sono costretti a comprare delle cose più a basso costo, prossime alla scadenza, a ridurre carne piuttosto che frutta e verdura. Sì, noi scontiamo soprattutto nel settore alimentare un sistema di fatto sul quale abbiamo chiesto più volte che ci sia un intervento, ma dico da almeno 15 anni è una cosa che chiediamo, il controllo di filiera, soprattutto appunto nell'agroalimentare, perché fra il produttore e il consumatore ci sono ovviamente delle differenze di costi assolutamente inaccettabili.
E tra l'altro il settore alimentare paga doppiamente, nel senso che sono aumentati i costi di produzione e di realizzazione, insomma, dei prodotti alimentari, in più c'è tutta la questione della logistica, del trasporto, quindi insomma oltre all'aumento delle materie prime ci sono una serie di aumenti concatenati lungo tutta la filiera. A pagare alla fine è il consumatore finale, purtroppo. E noi abbiamo chiesto non solo a questo governo, per la verità anche a quelli precedenti, di attivare delle forme appunto di controllo sui prezzi, di lotta ai fenomeni speculativi che ci sembra siano evidenti, proprio per sostenere la spesa dei cittadini, e in questo caso proprio la spesa letterale, nel senso che gli aumenti sono sotto gli occhi di tutti nel momento in cui riempiamo il nostro carrello. Sì, l'abbiamo visto tutti quanti. Io la ringrazio davvero per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a voi, e buon grazie lavoro. A voi per lo spazio che ci date sempre. Buona Grazie. giornata e buon lavoro a Claudia Grazie. De Marco, Federconsumatori di Treviso. Noi ora proseguiamo con la cronaca, e la cronaca ci riporta ancora una volta a Padova, dove proseguono le indagini sul delitto di Brusegana. Il pusher ucciso lungo l'argine sarebbe stato vittima di un agguato compiuto da 2 persone. Sentiamo il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova. Uno lo ha afferrato alle spalle mentre il complice infieriva con il coltello. Almeno 20 fendenti mortali. Sarebbe stato ucciso da 2 uomini il 39enne tunisino ritrovato cadavere domenica 5 marzo lungo l'argine Boschetto a Brusegana da un residente a passeggio con il cane. Questa è la probabile ricostruzione dell'omicidio maturato secondo gli investigatori della squadra mobile di Padova nell'ambito dello spaccio di droga. Una partita di stupefacenti non pagata o forse un regolamento di conti per la contesa di una zona di spaccio. Potrebbero essere questi i motivi del delitto. I poliziotti, che stanno indagando insieme alla procura, stanno controllando i tabulati telefonici per risalire ai contatti abituali dello spacciatore e a quelli degli ultimi clienti che lo avrebbero visto in vita. Si esclude il movente della rapina, visto che in tasca lo straniero aveva ancora 150 euro. Secondo il rapporto dell'autopsia, il tunisino è stato colpito al petto, al collo e anche alla schiena. È stato gettato nel fiume già morto perché nei polmoni non è stata rilevata acqua. E restiamo a Padova con i controlli antidroga, 4 arresti in città, individuato anche il presunto molestatore delle fermate dei bus. Arrestato un pusher attivo in zona stazione, il giovane potrebbe essere il maniaco che da qualche settimana molesta e palpeggia le ragazze alle fermate dei bus della zona. La sua descrizione infatti corrisponde a quella fatta da alcune vittime che hanno denunciato di essere state avvicinate e importunate da un giovane dalla carnagione olivastre con un cappello alla pescatora. Il ragazzo tunisino di 18 anni qualche giorno fa era stato denunciato perché stava rovistando nel cestino dell'immondizia e stava recuperando frammenti di hashish ed eroina in sasso. Questa volta, quando è stato individuato dagli agenti della squadra mobile, aveva un panetto di hashish, contanti in tasca e un sex toy. Insieme a lui è stato arrestato anche un connazionale di 25 anni trovato con hashish e un coltello a serramanico. Altre 2 persone sono state arrestate durante i controlli antidroga in città della squadra mobile. Il primo, un tunisino di 38 anni, è stato fermato in bici in via dei Colli. Alla vista dei poliziotti si è ingoiato alcuni involucri mentre dentro le mutande aveva 50 grammi di hashish. All'Arcella invece è fermato un tunisino notato da un residente mentre nascondeva un sacchetto in una siepe. Dentro c'erano 100 grammi di hashish. Grave intimidazione al sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua. Si è vista recapitare ieri una busta con un proiettile. Il proiettile in una busta. Una minaccia sottintesa scritta con le lettere di giornale dietro a cui l'autore dell'intimidazione si nasconde. Per Alessia Bevilacqua. È una mattina come tante ad Arzignano quando all'ufficio comunale arriva una busta anonima sospetta. Viene chiamato il comandante della polizia locale che, con l'assessore alla sicurezza Enrico Marcigaglia, si precipita nell'ufficio del sindaco. Un veloce controllo, la busta viene aperta, c'è un proiettile di pistola. Ricevere un proiettile in una busta anonima è qualcosa che spaventa e destabilizza, però sono serena
e continuo a lavorare per l'interesse dei miei cittadini, per la mia città, per il comune che amministro, per garantire sempre la sicurezza e per lottare sempre contro ogni forma di criminalità. Sgomento, incredulità. Il sindaco avverte il questore di Vicenza. I carabinieri intervengono, acquisiscono il proiettile e la busta. Alessia Bevilacqua in caserma presenta denuncia contro ignoti. Il prefetto di Vicenza, avvertito, nel pomeriggio incontra il sindaco di Arzignano, vittima di una minaccia anonima. Ora tutti gli elementi sono in mano alle forze dell'ordine per le indagini. Naturalmente un po' sono spaventata, ma con la mia squadra supereremo anche questo momento. E controlli della polizia stradale a Vigonza, tra i fermati anche una mamma con i figli in auto. Sentiamo cosa è successo. Guidava ubriaca con 3 bambini a bordo. Una donna è stata fermata 2 giorni fa con un tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito dal codice della strada. È accaduto a Vigonza. La donna è incappata nei controlli stradali della polizia locale, che in totale ha multato 12 automobilisti. La signora guidava con i 3 figli a bordo, era subito parsa nervosa e quando ha effettuato la prova dell'etilometro il risultato ha fugato ogni dubbio. Per lei è inevitabile, è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza e ritiro della patente. Farmaci veterinari abusivi, blitz dei NAS in 8 allevamenti del Vicentino, 25.000 euro di multe complessive. 25.000 euro di multe complessivamente scattate a seguito dei controlli dei NAS in 8 allevamenti del Vicentino, nei comuni di Pozzoleone, Quinto Vicentino, Bolzano Vicentino, Monticello Conte 8, Castelgomberto e Grisignano di Zocco. Controlli che si sono concentrati sulla provenienza e utilizzo di farmaci veterinari negli allevamenti di vacche da latte e sulla presenza di eventuali residui antibiotici nella produzione di latte crudo, che potrebbero comportare gravi danni per la salute dei consumatori. Controlli in cui sono stati rilevati la fornitura e detenzione abusiva di farmaci veterinari in assenza di ricette veterinarie e di documentazione di provenienza, che hanno comportato il sequestro di 50 confezioni di medicinali veterinari dal valore complessivo di 5.000 euro e la contestazione delle relative sanzioni amministrative per un valore complessivo di 25.000 euro. Si attendono gli esiti sui campionamenti di latte crudo per la verifica dei residui farmacologici. L'attività di controllo e contrasto all'utilizzo illecito di farmaci veterinari proseguirà anche in altre province. Ed ora facciamo una breve pausa, le previsioni del tempo con il nostro meteo e appunto le previsioni per le prossime ore sul Triveneto, pubblicità, poi ritorniamo in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. A tra poco. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica si mantiene decisamente debole su tutto il paese. Sul nostro territorio, tuttavia, il tempo sarà più asciutto. Vediamo il dettaglio di giovedì 18 maggio. Sul Veneto contesto maggiormente stabile, avremo tratti soleggiati, specie al mattino. A seguire cielo molto più nuvoloso, con anche qualche isolata precipitazione sulle zone montane. Venti tesi dai quadranti orientali. Temperature in ripresa, minime tra 9 e 13 gradi, massime invece tra i 16 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà lo stesso, cielo anche qui nuvoloso, non escluse delle parentesi soleggiate, bassa probabilità di deboli piogge sui rilievi. Soffierà bora moderata, temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà coperto al mattino con possibilità di alcune deboli precipitazioni nel pomeriggio. Poi sarà via via più probabile anche qualche schiarita. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento.
La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di violenza e giovani e giovanissimi in particolare. Abbiamo qui con noi, e li ringrazio per la loro partecipazione, Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi, e Vittorio Filippi, sociologo. Buongiorno. Grazie, grazie ad entrambi. Allora, purtroppo le cronache di queste ultime settimane ci hanno portato in primo piano episodi continui di violenza sempre più grave commesse da giovanissimi. L'episodio più grave è quello che si è verificato giusto una settimana fa a Varago di Maserada, con un ragazzo di 17 anni che è stato ucciso a coltellate da un altro giovane poco più grande di lui, 18 anni, ma sono continui, insomma, gli episodi che vi raccontiamo nei nostri telegiornali. Baby rapinatori la scorsa settimana in centro a Treviso, ragazzi sorpresi a girare proprio l'altro ieri pomeriggio in città con dei coltelli. Insomma, che cosa sta succedendo a questi ragazzi e che percezione possono avere loro della gravità di quanto stanno facendo? Dottoressa Pizzoferro. Intanto vorrei fare un attimo una riflessione proprio sulla percezione. La percezione che possiamo avere anche noi adulti. Si è parlato di un aumento di questi episodi di violenza. Io vorrei che fosse un attimo chiaro che non sappiamo se gli episodi sono in aumento, sappiamo che se ne parla di più, e questo è sicuramente un bene, nel senso che la società è diventata più sensibile ad episodi di violenza, non solo di violenza giovanile, di violenza sulle strade, ma di tutti i tipi di violenza, anche di violenza sulle donne, di femminicidi. Ora si parla, ma non si parla perché è un fenomeno più diffuso di quanto fosse 50 anni fa. Se ne parla perché la società evolve, matura, e dei fenomeni che prima erano accettabili ora non lo sono più. Quindi vorrei un attimo circoscrivere il fenomeno, perché altrimenti si pensa che i ragazzi siano peggiorati. In realtà di eventi violenti ne ricordiamo anche in passato, anche molto famosi. Ricordiamoci Erba, ricordiamoci la strage di Borgo al Monticano e tanti altri episodi di cronaca. Semplicemente dobbiamo considerare che se noi cresciamo come società e ci evolviamo, è giusto che ci occupiamo di fenomeni che ci sono sempre stati, che se agiamo nelle premesse a livello educativo, di creazione di spazi per questi giovani, possiamo incanalare diversamente un'energia che, se è costretta, diventa rabbia, diventa violenza. Ecco, professor Filippi, dal punto di vista proprio sociologico, come ci si spiega questo? Beh, apparentemente è paradossale, perché allora innanzitutto abbiamo sempre meno giovani per effetto di una cattiva demografia, di una caduta delle nascite, e quindi dal punto di vista proprio quantitativo, dal punto di vista numerico, i giovani, gli adolescenti sono in continuo deciso calo, eppure sembrano fare, come dire, in modo crescente notizia o cattiva notizia. E dall'altro bisognerebbe ricordarsi che proprio circa 50-55 anni fa la stessa società trevigiana era spaventata dai giovani che contestavano, che uscivano dalle scuole, che contestavano i professori, contestavano gli adulti, contestavano i genitori, e quindi non erano più quelli di prima. E quindi noi ci troviamo oggi anche qua con una nuova sorpresa, cioè i giovani, pur essendo numericamente in calo, risultano più visibili, e li colleghiamo a una dimensione, come dire, quasi criminosa, tra cui ad esempio l'aumento di coloro che portano armi da taglio con sé. Ecco, io credo che ci sia su questo
sono d'accordo che c'è per fortuna un'attenzione maggiore, però ci deve essere anche, come dire, dall'altro una tolleranza minore nei confronti di questi episodi e soprattutto uno sforzo educativo maggiore, che non può essere più solo della famiglia, non può essere più solo della scuola o di altre agenzie, ma deve essere, come dire, una cosa che sta a cuore a tutti, nel senso che i giovani non sono i figli di alcuni, sono il futuro nostro, quindi sono i figli in un certo senso di tutta una società, quindi la responsabilità educativa è una responsabilità collettiva da cui nessuno può tirarsi indietro. Ecco, dottoressa Pizzoferro, ne abbiamo molto parlato negli ultimi anni di questo crescente disagio dei ragazzi che si è acuito naturalmente nel periodo del Covid. Ora fortunatamente insomma sembra passata la situazione, le limitazioni non ci sono più già da parecchio tempo, eppure continua a manifestarsi questo disagio giovanile. Ce lo dicono oltre che questi episodi, diciamo, che sono la punta dell'iceberg, ce lo dicono anche per esempio tutti i dati relativi ai disturbi alimentari, no? dei ragazzi che sono in fortissima crescita, alle richieste di supporto proprio psicologico di tanti giovani e di tante famiglie. Perché questo? Sì, mi aggancio un po' a quello che diceva l'altro ospite, molto interessante. I giovani sono di meno ma sono più visibili. Ecco, sono proprio quei giovani che danno questi segnali, che sono visibili, e quindi ci viene a domandarci: ma se un giovane non reagisce con aggressività o non reagisce come portatore di disturbo, ha uno spazio di visibilità? Questo io richiamo all'importanza di agire prima che succedano questi episodi, non solo di degenerazione nella violenza, ma anche prima che ci sia la psicopatologia, perché purtroppo c'è molta poca attenzione a quanto si deve fare prima stabilmente per la crescita di queste generazioni, che sono appunto di meno, ma sono i figli di tutti, sono il nostro futuro. È abbastanza comune fare degli interventi in emergenza quando ci sono delle problematiche. È successo per esempio in tempo di Covid, sono stati stanziati dei fondi straordinari per inserire degli psicologi nelle scuole, ma finché il fondo è straordinario lo psicologo a tempo agirà appunto su un'emergenza che è già avvenuta. È necessario invece operare sulla prevenzione, cioè avere degli spazi e dei supporti per i bambini che poi diventeranno giovani, poi diventeranno adulti, per poterli seguire durante la crescita e poter costruire una crescita sana. Quindi non intervenire sempre quando le cose vanno riparate, ma avere una società che costruisce fin dalle fondamenta una generazione più solida. Ecco, ma come mai secondo lei, dottoressa, questo disagio con la fine della pandemia, anziché essere come dire, in fase calante, sembra invece sembra o è, questo ce lo diranno i mesi prossimi, insomma, in crescita? Io lo dicevo spesso anche quando ci incontravamo con lei, con i suoi colleghi durante la pandemia. Non penso che il Covid abbia creato un disagio, il Covid ha amplificato delle forme di disagio che già esistevano, perché una persona che sta bene con se stessa, sta bene nel suo contesto e con le relazioni, non esplode per un periodo più o meno prolungato di limitazioni, ma se c'è già una fragilità pregressa è come se questa venisse a galla. E una volta, come vediamo in questi giorni, una volta che l'acqua supera l'argine, poi difficilmente si riesce a riportare nella sua carreggiata come se nulla fosse. Quindi se questo disagio in qualche modo ha trovato una via di espressione, non si può chiedere semplicemente di tornare indietro. Ormai il disagio c'è, e finché non lo andiamo a curare appunto nelle fondamenta, ma e anche seguendo, dando degli spazi di espressione anche positiva, perché io mi domando, questi giovani se non vanno, diciamo, nelle prime pagine dei giornali perché fanno qualcosa di negativo, quando è che si parla di giovani che fanno cose buone?
Certo, professor Filippi, quindi diciamo è stato superato l'argine, bisogna cercare di guardare oltre? Di guardare oltre per un motivo molto semplice, perché credo che i ragazzi, i giovani, gli adolescenti, chiamiamoli come vogliamo, siano, si dice in modo un po' così retorico ed enfatico, sono il futuro. Vabbè, ma io direi sono oggi una risorsa doppiamente preziosa. Sono preziosi dal punto di vista demografico, perché la nostra è una società dalle culle vuote e quindi è bene, come dire, valorizzare quei pochi giovani che ci sono, e dall'altro però, al di là dell'aspetto quantitativo, occorre anche, come dire, che crescano bene, che crescano possibilmente in un contesto di serenità, in un contesto reattivo, in un contesto a loro assolutamente favorevole. Per cui invece di dire che sono il futuro della società, io direi sono letteralmente, ma proprio letteralmente, la ricchezza della società futura. Non ne abbiamo altre, sono loro. Ecco, quindi io direi che è interesse assoluto degli adulti di varie educative, formative, eccetera, ma è assolutamente dovere della società degli adulti avere un occhio particolarmente, come dire, attento e favorevole nei confronti di questi che per effetto generazionale costituiranno la Treviso di domani, e quindi il nostro interesse è che sia una Treviso buona e che quindi ci sia una qualità umana, prima ancora che una qualità sociale, una qualità umana certamente di buon livello. Quindi ecco, senza assegnarli a categorie del tutto negative come piccoli criminali crescono, ma sapendo che abbiamo un potenziale di ricchezza che va assolutamente coltivato e curato. Sono proprio loro quelli che daranno, come dire, per usare il termine economico, il valore aggiunto sociale dei prossimi anni. Ecco, dottoressa Pizzoferro, approfittando anche di questo, come dire, palcoscenico, sicuramente ci saranno genitori, nonni che ci stanno seguendo, no? in questo momento, quali sono i consigli, suggerimenti, insomma, che lei si sente di dare alle famiglie per intercettare, insomma, queste situazioni prima che possano in qualche maniera poi diventare gravi ed allarmanti? Molto spesso sentiamo episodi di cronaca e sentiamo poi le famiglie che cadono dall'albero, no? Pensando ma come era una ragazza bravissima, un ragazzo bravissimo, come è possibile? Quindi che cosa dobbiamo fare noi come genitori, come famiglie, proprio per stare attenti a queste situazioni? Sì, io comprendo perfettamente lo stato di angoscia che possono avere i genitori quando ascoltano questi fatti di cronaca. Per esempio io ho un figlio 17enne e abito neanche tanto lontano da Varago. Ovviamente ho sentito la risonanza emotiva e ho pensato come potevano sentirsi tutti i genitori della zona all'idea che semplicemente fanno uscire un figlio nel parco vicino casa e succede quello che è successo. Quello che posso consigliare è, superato il momento critico, di non farsi guidare dalla paura nelle proprie scelte e nel relazionarsi con i propri figli, di non reagire d'impulso con la repressione verso il ragazzo, ma la repressione verso i fatti. Quindi dobbiamo sì cercare di evitare che questi fatti accadano, ma non dobbiamo portare i ragazzi a chiudersi ancora di più, quindi per questo non lasciarli uscire, non lasciarli avere delle relazioni. L'importante è che li possiamo osservare e possiamo rimanere in ascolto, perché tante volte quando si dice non c'erano stati dei segnali, in realtà se li stiamo ad osservare, se li stiamo ad ascoltare, i segnali di disagio ci sono sempre. È che spesso è difficile non reagire con rabbia, reagire con un vissuto di impotenza,
quando non si sa che cosa fare, anche quando si teme di essere responsabili di quanto accade. Perché se c'è così tanto disagio in questa società, sicuramente, e il collega sociologo potrà dirlo meglio di me, un disagio sociale dipende in gran parte dalla società e la famiglia è solamente una monade all'interno di questa società, non può fare tutto da sola se non c'è il contributo del resto della società. Quindi i genitori devono non farsi guidare dai sensi di colpa e non farsi guidare dalla paura, perché sappiamo che ogni genitore cerca di fare il possibile per il proprio figlio con gli strumenti che ha. Quello che può fare è chiedere aiuto sicuramente, non pensare che sia colpa della famiglia perché è mancato qualcosa, ma se possiamo parlare dei problemi, possiamo confrontarci, possiamo anche trovare degli strumenti per cogliere meglio, stare in ascolto del disagio dei figli e cercare insieme degli strumenti di soluzione. Ecco, professor Filippi, per concludere, il suo suggerimento alle famiglie e anche al mondo della scuola, perché abbiamo visto come in questi casi, insomma, anche tutto il mondo della scuola sia fortemente coinvolto. Bisogna partire da un dato di fatto, che piaccia o non piaccia, siamo oggi una società più fragile, per vari motivi qui si apre un vaso di Pandora, siamo una società molto più fragile, in una società molto più fragile, con famiglie più fragili, abbiamo anche ovviamente, è inevitabile, giovani più fragili. Cosa vuol dire avere giovani più fragili? Vuol dire che dobbiamo avere un sovrappiù, un di più di attenzione, di cura, di sensibilità. Sto parlando non solo della famiglia, non solo dell'insegnante, io direi del mondo degli adulti in generale. Avendo a che fare con un materiale umano delicato, perché è in crescita e particolarmente fragile, ecco, dobbiamo avere, come dire, dare uno sforzo maggiore di comprensione e di rilevazione di quei segnali di difficoltà, chiamiamola difficoltà, di disagio, di fatica, anche psichica, che corre tra i ragazzi o rimbalza tra i ragazzi. Ecco, di questo dobbiamo avere oggi una maggiore attenzione. Se manca questo, non siamo in grado di comprendere il fenomeno, di rilevarne i primi segnali e di fare una efficace prevenzione che porta a disastri. Ecco, io vi ringrazio per essere stati con noi ed averci aiutato, insomma, a comprendere queste problematiche che stanno interessando il mondo dei giovani e dei ragazzi. Grazie a Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, e grazie a Vittorio Filippi, sociologo. Una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie ancora. Noi continuiamo a parlare di giovani, ma per un'iniziativa di tutt'altro genere, che è quella relativa alla sicurezza stradale. Torna difatti domani la nuova edizione al parcheggio dello stadio di Monigo a Treviso della campagna sulla sicurezza stradale voluta da Comune, Provincia, ACI e Ministero dell'Interno. Ci saranno anche crash test e simulatori per giovani, ma non solo. Vediamo. Non sono soltanto i giovani, sono tutte le categorie di utenti della strada che devono comportarsi correttamente e poi c'è una parte che è consistente, quella giovanile, che magari pensa di essere invincibile, di non poter mai soffrire di un incidente. Purtroppo questo li rende più esposti. Invincibili e dunque più esposti, la campagna Insieme per la sicurezza torna a Treviso e allinea attorno agli stessi obiettivi Automobile Club Treviso, Prefettura, Provincia, Comune, Forze dell'Ordine. Si torna a lavorare sul campo per aumentare la consapevolezza dei rischi che incorre chi si mette alla guida in condizioni non idonee o lasciandosi distrarre dal cellulare, fenomeno che non accenna a diminuire. E sembra che ci sia, come dicevo prima in conferenza, questa sorta di dipendenza psicologica, che se non leggi subito il messaggio non stai bene ovunque ti trovi, a maggior ragione se sei all'interno di un abitacolo, e invece quello che si è evitare è proprio di avere qualsiasi contatto con il telefonino, dalla stessa presa in mano mentre si guida il telefonino senza neppure leggere il messaggio.
telefonino che rappresenta una fonte di pericolo anche ad una velocità di 50 km all'ora. Venerdì, presso il parcheggio di San Liberale in strada Cisole, per tutta la mattina sono previste attività, crash test e simulatori per auto e moto. Chiunque potrà partecipare. Automobile Club che torna oggi anche sul tema del rinnovo delle patenti dopo gli ultimi incidenti anche tragici che hanno visto coinvolti autisti anche ultraottantenni, come Cirillo Gava, 91enne, colto da un malore e deceduto ieri a Godega di Sant'Urbano. Una ulteriore vigilanza, direi forse sì, non spetta a me deciderlo, neanche auspicarlo, posso solo dire che sicuramente ognuno deve fare il proprio lavoro, il medico stesso non banalmente, ma con le attenzioni che richiede il caso specifico. Torniamo ancora a parlare del caro affitti denunciato dagli studenti che lamentano appunto la carenza di alloggi universitari. È di queste ore la notizia che l'Università di Padova annuncia entro il 2006 verrà aperto il nuovo studentato di via Campagnola. Stanze singoli in appartamenti dotati di aree comuni. Saranno 92 i posti letto dello studentato dell'Università di Padova nell'area di via Campagnola, dove sorge il complesso ex SIF. Gli alloggi sorgeranno accanto agli 800 posti delle 3 aule che saranno aperte entro la fine del 2023. Il progetto per la costruzione è già partito. Il fabbricato, attualmente in disuso, sarà completamente recuperato e ospiterà i posti letto. La conclusione lavori è prevista nel 2026. Lo studio di fattibilità dell'opera è già pronto per un costo di 9 milioni di euro. La riqualificazione di via Campagnola prevede anche la realizzazione di un'area verde ad uso pubblico. Con la realizzazione di questo nuovo studentato rendiamo così completa l'opera di riqualificazione urbana di un'area in disuso nel cuore di Padova, che verrà così non solo utilizzata dalla comunità studentesca dell'Ateneo, ma restituita alla cittadinanza, ha commentato la rettrice dell'Università di Padova Daniela Mappelli, sottolineando l'impatto zero per il consumo del suolo. Durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto questa mattina a Padova, il prefetto Raffaele Grassi ha disposto l'intensificazione dei controlli e di vigilanza all'interno del Parco dei Colli, dopo i numerosi danneggiamenti delle altane installate per la caccia selettiva dei cinghiali, nonché le aziende agricole della zona. Le azioni di vandalismo sono state spesso rivendicate da gruppi animalisti. Il prefetto ha incontrato questore, carabinieri forestali e ente Parco Colli Euganei. Sono in corso indagini per identificare i responsabili. Una notizia di servizio ora, perché l'Unione Sindacati di Base ha indetto uno sciopero nazionale per tutti i settori nella giornata del 26 maggio, che a Venezia coincide anche con molti importanti eventi in città quindi che rischia la paralisi, in particolare per i trasporti lagunari. Per 24 ore infatti saranno garantiti solo i collegamenti minimi con le isole. Manca ancora poco più di una settimana, ma Venezia si prepara a vivere una giornata di fuoco venerdì 26 maggio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore per tutti i settori proclamato dall'Unione Sindacati di Base. In Laguna l'ambito più delicato sarà ovviamente quello dei trasporti, collegamenti acquei con motoscaffi e vaporetti, anche se la mobilitazione non riguarda le questioni di carattere locale e l'avvertenza CTV, da mezzanotte di giovedì 25 fino alla stessa ora di venerdì 26. Abbiamo proclamato lo sciopero generale sull'intero territorio nazionale perché spinti da tante motivazioni. A partire dall'adeguamento dei salari al potere d'acquisto, visto che questo è calato notevolmente alla luce dell'inflazione registrata nell'ultimo periodo. Altro tema particolarmente sentito è quello del codice degli appalti. Riteniamo che liberalizzando l'intero sistema sicuramente ci saranno conseguenze drammatiche sulla sicurezza e creerà maggiore precarietà, ricattabilità e illegalità diffusa. Sul fronte dei trasporti a Venezia e Centro Storico saranno garantiti solo i collegamenti minimi con le isole. Nella giornata di sciopero non sono al momento previsti presidi territoriali dei lavoratori, ma solo la mobilitazione regionale di protesta a Verona. Lavoratrici e lavoratori stanno subendo un accanimento feroce. È ora che la politica torni davvero al servizio dei cittadini e dei lavoratori, altrimenti la società perde potere. Chiediamo 300 euro di aumento in busta paga, così non si dica più che non si trovano lavoratori. La soluzione è pagarli. Salario minimo a 10 euro all'ora, pensione minima a 1.000 euro. Un pensiero va anche agli studenti e alla loro lotta di questi giorni. Prezzi calmierati,
soprattutto per gli affitti di studenti, come stiamo vedendo ultimamente nelle cronache. Gli studenti sono il futuro. Maggiore sicurezza nei posti di lavoro, basta morti sul lavoro, basta guerre, abbassate le armi e alzate gli stipendi. Ed ora torniamo a Padova, conto alla rovescia per la festa di Sant'Antonio. Questa mattina sono stati presentati gli eventi del Giugno Antoniano. Ci colleghiamo quindi con il nostro Francesco Ratai. Buongiorno Francesco. Buongiorno, ritrovati da Padova. Siamo nel chiostro del noviziato, dentro la Basilica di Sant'Antonio. Con me c'è padre Antonio Ramina, che della Basilica è il rettore. Si è appena conclusa la conferenza stampa per raccontare gli eventi del Giugno Antoniano, il giugno che stiamo per vivere a breve. Padre Antonio, cosa avete pensato? Qual è il tema anche di questo Giugno Antoniano? Perché c'è una sorta di filo conduttore che lega tutti gli eventi. Sì, ci avviciniamo a questo mese così importante per noi, ma anche per tutti i devoti di Sant'Antonio. Ecco, il tema quest'anno si rifà ad un centenario della vita di Antonio. Nel 1223, dunque 800 anni fa, Sant'Antonio a Rimini predicava i pesci e, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare comunque il Vangelo. Ecco, per noi significa che è importante comunque annunciare il messaggio di Gesù indipendentemente da chi lo ascolta, e forse poi con la sorpresa di scoprire che questo messaggio contro le ingiustizie, per la pace, per la solidarietà, è un messaggio che viene comunque accolto. Quest'anno in modo particolare, dato i giorni tragici che stanno vivendo quelle popolazioni lì, proprio dell'Emilia Romagna, dell'Italia centrale, diventa anche un'occasione per ricordare con la tragedia e affidare al Signore le situazioni difficili che tanti nostri fratelli e sorelle lì stanno attraversando. Ecco, quanto agli eventi, ecco, ci sono alcuni eventi innanzitutto di carattere religioso, per cui ci sarà la Tredicina aperta il 31 di maggio proprio dal Vescovo di Rimini, dato il centenario, poi i Vescovi delle diocesi del Triveneto, poi altri eventi di carattere musicale, culturale e artistico. Ecco, qualche evento che avete voglia di segnalare in particolar modo, magari appunto dal punto di vista culturale o musicale? Sì, sono molti gli eventi organizzati dai vari enti. Ricordo in particolare forse il Premio della Bontà, che merita attenzione, la 48esima edizione, il 10 di giugno, poi la conclusione del mese antoniano, quindi con il concerto dei Gen Rosso, quest'anno dedicato alla pace, altri eventi che si concentrano su alcune figure artistiche che si sono messe in gioco nei secoli a Padova, qui in Basilica, in particolare Giotto, Donatello, veglie di preghiera e presentazione di alcuni libri sulla figura di Sant'Antonio, di San Francesco. Ecco, sicuramente un programma ricco di, come diceva Padre Antonio, eventi più religiosi, altri eventi più culturali e musicali. Restituisco la linea da Padova allo studio. Grazie a Francesco Ratai per questo collegamento. Noi ora cambiamo tema, parliamo di prevenzione. Abbiamo qui con noi in studio, e lo ringrazio per essere qui, il dottor Alessandro Gava, presidente della LILT di Treviso. Buongiorno dottor Gava, grazie per essere con noi. Parliamo di prevenzione e abbiamo ancora negli occhi quelle bellissime immagini di domenica, di 2 domeniche fa, no? Con la Corri in Rosa, quando oltre 10.000 donne hanno voluto partecipare a questa iniziativa che appunto l'ILT ha fatto anche propria, no? Visto che parte del ricavato servirà a finanziare dei progetti appunto della LILT, ed è un messaggio davvero molto forte quello che si è voluto lanciare attraverso questa, come anche moltissime altre iniziative che vogliono porre l'accento sulla prevenzione. Sì, volevo ricordare che la Treviso in Rosa è organizzata da Treviso Atletica e da Corri Treviso, con Filippo Bellin e Enrico Caldato, che sono l'anima di questa manifestazione, e la collaborazione avviata proprio nella prima edizione 9 anni fa con la LILT
ha permesso poi di dare un riscontro estremamente importante anche nel campo della comunicazione e dei concetti della prevenzione. Questa ripresa dopo gli anni della pandemia è stata davvero una grande festa. È stata un'emozione corale vedere 10.000 donne. Avete mostrato un'immagine appunto della vediamo partenza. adesso se la regia ce le fa vedere, perché anche quelle dall'alto sono davvero, incredibili. Come... un grande fiume rosa. Fate conto che le ultime, quelle che erano al termine della coda, sono sfilate su quel gonfiabile della partenza dopo circa mezz'ora, quindi davvero una folla e un fiume rosa in piena. Stava già arrivando la prima, arrivando la prima, che le ultime signore erano delle signore anziane di una casa di riposo qui della provincia di Treviso, con le loro accompagnatrici, che hanno voluto essere presenti anche loro. Stavano appunto proprio partendo quando hanno applaudito la prima atleta, perché era un atleta che ovviamente l'ha fatta di corsa con un certo ritmo, però insomma questo rende già l'idea. E questa grande festa è il bello, perché vedete che ci sono bambine col cagnolino e persone anziane in sedia a rotelle, ognuno con uno spirito diverso partecipa a questa grande festa, poi si fermano, conversano, è davvero un'emozione grande poter vedere e partecipare. Figuratevi che vengono da tutte le province del Veneto, ma ho conosciuto anche signore che arrivavano da fuori provincia a farci i complimenti. E poi quando io ho qualche incontro a livello nazionale della LILT, quasi tutte le sezioni provinciali dell'associazione conoscono questa manifestazione, mi fanno i complimenti per questa grande partecipazione che non ha uguali a livello nazionale. Eccole qui, le stiamo vedendo, le ultime signore, quelle in carrozzella, e stava già per arrivare la prima. Certo, poi diventa un'occasione per fare migliaia di foto che vanno sui social, che contribuiscono poi a creare un grande consenso intorno a questa iniziativa. Poi si snoda, lo potete vedere con queste fotografie fatte dall'alto, come siano belle le piazze, gli scorci della nostra città, e quindi hanno anche la possibilità di esplorare, soprattutto anche con la bella giornata che abbiamo avuto la fortuna di avere quest'anno, in mezzo a tante giornate che non sono state così soleggiate, e quindi è stato davvero un grande momento di festa per le donne che partecipano, di fratellanza, di sorellanza, se vogliamo dire, in cui si scambiano le loro opinioni. Chi ha attraversato anche l'avventura della malattia ha modo di poter esprimere quello che ha provato, condividono con persone che magari possono capirle perché sono passate attraverso la loro esperienza, magari prima, e quindi testimoniare anche una possibilità di vittoria sulla malattia. E noi siamo presenti con il nostro camper per distribuire materiale, ma anche per ascoltare tante storie. Siamo stati avvicinati da tante persone che ci hanno raccontato la loro storia o quella dei loro cari, perché poi, come sapete, le donne si fanno carico di tutta quella che è la strategia sanitaria della famiglia, e quindi conoscono bene le storie di malattia dei propri partner, dei genitori. Quest'anno abbiamo avuto anche una signora che ha avuto il figlio che ha avuto un tumore del testicolo e che aveva aspettato finché non è diventata un'esperienza di dolore per pudore, per non comunicarlo, e quindi ci ha anche chiesto di poter fare una sensibilizzazione su questo tema dei tumori giovanili, del tumore del testicolo in particolare. E quindi è un incontro di donne, un incontro che per noi ci consente anche di lanciare i messaggi sulla prevenzione, che sono estremamente importanti. Noi sul tumore al seno dedichiamo tutto il mese di ottobre con le iniziative di Ottobre in Rosa, ma a maggio possiamo accendere già un riflettore su questa problematica grazie proprio alla Treviso in Rosa, che raccoglie così tante donne che, vedete, sono molto festose, che però passano poi numerose anche per chiedere informazioni, per sapere quello che facciamo, per vedere quali sono le buone pratiche cliniche da adottare quando si vuole prevenire anche o diagnosticare precocemente questa
malattia. Ecco, infatti vediamo qui lo slogan, poi alla fine quello prevenire, che è lo slogan della LILT, no? Che effettivamente impegna tutta la sua attività, oltre che ovviamente per il supporto alle donne che stanno affrontando, alle donne in questo caso specifico, ma ovviamente a tutte le persone che stanno affrontando l'esperienza insomma della lotta al tumore, anche e soprattutto la prevenzione. Prevenire è meglio che curare, no? Il nostro slogan è prevenire e vivere, proprio perché la prevenzione può salvare la vita, e in effetti noi non ci stanchiamo di ripeterlo, e abbiamo raccolto anche esperienze di questo tipo, addirittura di una donna che era venuta a fare questa marcia negli anni scorsi e che, sensibilizzata, ha fatto poi la mammografia che gli ha permesso di diagnosticare precocemente un tumore in fase iniziale. Quindi la prevenzione costituisce un'arma fondamentale nella lotta contro i tumori. Se noi riuscissimo ad avere dei criteri per la prevenzione e la diagnosi precoce della maggior parte dei tumori, avremo una mortalità nettamente inferiore, e il cancro della mammella consente questa attività di prevenzione, e quindi è giusto che, anche perché ogni anno si affacciano nuove ragazze, nuove donne alla maturità, che conoscano bene quelle che sono le buone pratiche da seguire per prevenire questo tumore. Ecco, quali sono queste buone pratiche? Perché appunto da un lato abbiamo la prevenzione, dall'altro la diagnosi precoce, che è altrettanto importante per evitare che la malattia insomma si aggravi. Quali sono queste buone pratiche che voi non vi stancate di ripetere e di raccomandare? Beh, se vogliamo parlare di prevenzione primaria, cioè di rimozione delle cause, non è che noi conosciamo quelle che sono le cause di tutti i tumori, e anche nel tumore della mammella sappiamo alcune cose. Sappiamo per esempio che se seguiamo un'alimentazione corretta e facciamo un'attività fisica costante, mantenendo un peso corporeo ideale per tutta la vita, riduciamo naturalmente non fumare e anche non consumare alcol, consumarlo con molta moderazione, sono quelli che noi definiamo i pilastri della prevenzione. Per tutti i tipi di tumore, ovviamente. Per tutti i tipi di tumore, e per la mammella si è visto in modo particolare che hanno un'importanza fondamentale. Pensate che anche l'attività fisica, un tempo non c'erano evidenze scientifiche, ma adesso si è capito che un'attività fisica costante, che contribuisce quindi a mantenere anche un peso corporeo ideale insieme all'alimentazione, possono ridurre di addirittura un 25% l'incidenza del tumore al seno, e anche di un 20% le ricadute di malattia per le donne che hanno avuto un tumore al seno e che si mettono a fare un'attività fisica regolare, costante, almeno 3 volte a settimana. Questo nel campo della prevenzione primaria, cioè della rimozione di quelli che sono i fattori di rischio. Per quanto riguarda altri fattori di rischio che noi conosciamo, sappiamo che può esserci una certa familiarità, però quella che è la trasmissione genetica per un deficit di quel gene che ormai è diventato noto per l'esperienza di Angelina Jolie, cioè il BRCA, chi ha una positività per questo gene ha un rischio nettamente maggiore del 70-80% di sviluppare un tumore al seno, però questa alterazione genetica è presente solo nel 7-8% delle donne italiane, quindi conta molto di più indagare su quelle che sono realmente le abitudini di vita. E poi delle buone pratiche cliniche, cioè cominciare a fare l'autopalpazione, io consiglio dai 25 anni in poi, di modo che diventi un'abitudine mensile che permette alle donne di conoscere bene il proprio seno, e noi facciamo appunto anche delle visite per le donne in età giovanile, in età fertile, proprio per insegnare questa metodica. E poi a 30-35 anni, se ci sono formazioni cistiche, può essere utile ricorrere in alcuni casi anche all'ecografia, non in tutti, ma in donne che possono avere delle problematiche per dei seni molto nodulari, con presenza di molte nodulazioni. E poi a 40 anni noi, con le linee guida della Società Italiana di Senologia, suggeriscono di fare la prima mammografia, perché permette di esplorare bene con la forma e la composizione del seno, e anche di identificare eventuali microcalcificazioni che possono essere indicative o anticipare anche una distorsione del tessuto che può poi evolvere verso una forma neoplastica. E naturalmente, quando si raggiungono i 50 anni fino ai 75 anni, aderire a quelli che sono i programmi di screening mammografico
proposti dalle ULSS, che chiamano tutti i cittadini in quella fascia d'età, tutte le donne in quella fascia d'età, a sottoporsi ogni 2 anni alla mammografia. Ecco, allora la regia ci chiama alla pubblicità, noi ci fermiamo per qualche istante e ritorniamo tra pochissimo per continuare a parlare di prevenzione. Restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo in studio con il dottor Alessandro Gava, presidente della LILT di Treviso, per parlare di prevenzione dei tumori. Stavamo dicendo, dottor Gava, dell'importanza quindi di seguire queste buone pratiche sia per quanto riguarda lo stile di vita, sia per quanto riguarda appunto la diagnosi precoce, quindi sottoporsi regolarmente a quelli che sono i controlli in giovane età, non ancora, come dire, previsti da quelli che sono gli screening, dai 50 anni in su invece con gli screening che vengono proposti dalle aziende sanitarie, nel caso specifico delle donne la mammografia ogni 2 anni. Abbiamo visto però, dottore, ne accennava anche lei prima, di molte ragazze giovani, le abbiamo anche intervistate nel corso proprio della manifestazione della Treviso in Rosa e mi ha stupito come molte ragazze davvero di giovane età si stiano confrontando già con la malattia. È una circostanza, diciamo, casuale o si sta verificando davvero un abbassamento dell'età di incidenza del tumore al seno nella donna? Il tumore al seno riguarda 850-900 donne ogni anno in provincia di Treviso, 4.500 nel Veneto, 55.000 a livello nazionale, quindi dal punto di vista dell'incidenza è davvero un problema rilevante. E c'è un lieve aumento di incidenza di circa l'1% all'anno, che è legato al fatto che si vive sempre di più, ma anche che le donne si sottopongono a esami sempre più frequentemente e questo permette magari di svelare anche un numero maggiore di tumori che altrimenti probabilmente non sarebbero stati scoperti. E c'è un lieve anche abbassamento della fascia di incidenza giovanile e quindi anche se la maggior parte, i picchi maggiori si hanno dai 45 ai 50 e poi dai 60 ai 65, quindi queste sono le 2 fasce. E purtroppo, essendo numeri rilevanti, se anche un 4-5% si manifesta prima dei 40 anni, voi capite come siano decine anche le donne giovani, molto giovani, che devono affrontare questa prova con tutta una serie di problematiche che sono maggiori rispetto a una donna magari di 65-70 anni che ha già fatto un suo percorso di vita, che ha i figli grandi, perché una donna a 40 anni si trova ad affrontare problemi di figli magari siccome si fanno sempre più tardi, quindi bimbi piccoli o anche prima magari di una volontà di una gravidanza futura. O prima di una gravidanza e quindi con terapie che possono anche compromettere la fertilità o con la necessità di fare un blocco ormonale magari per 5 anni e quindi compromettere questa possibilità di avere figli. Quindi le problematiche che attengono a una diagnosi una donna giovane sono problematiche di maggior peso poi per chi deve attraversare questa prova e per questo noi cerchiamo di fare in modo di favorire che le ragazze comincino a fare l'autopalpazione perché nel 50% dei casi la diagnosi avviene tramite la mammografia di screening, ma c'è un 45-50% di casi in cui la ragazza, la donna, che riesce a sentirsi un nodo e più dimestichezza ha con la propria ghiandola mammaria, più ha la possibilità di capire magari che quel nodino non è come quelli che ha sentito per tanti mesi in precedenza se si è abituata a fare l'autopalpazione. Allora in quel caso va prima dal curante o dallo specialista per fare un accertamento che comunque porti a una diagnosi precoce. Se c'è questa abitudine c'è la possibilità di diagnosticare il tumore in fase iniziale, quindi aumentare le possibilità di cura magari solo chirurgica o chirurgica radioterapica senza ricorrere magari a terapie ormonali o a chemioterapie, anche se queste adesso hanno fatto dei notevoli progressi che consentono anche di minimizzare gli effetti collaterali. Abbiamo anche delle terapie target, si chiamano mirate proprio su alcuni aspetti recettoriali della malattia, che consentono
mirare molto meglio la terapia. Abbiamo poi dei test che permettono di screenare e suddividere le donne in fasce di rischio per disegnare un programma di cure, di terapie proprio specifico per quel singolo tumore che ha colpito quella singola donna. Ecco, ne abbiamo sentito molto parlare, dottor Gava, in questi anni contrassegnati insomma, dalla pandemia, che hanno visto diciamo una diminuzione comunque di quelli che sono i controlli per la prevenzione appunto dei tumori e la diagnosi precoce. Si sta già notando un incremento dei casi dovuti a questo o è ancora troppo presto? Allora, io ho chiesto appunto anche ai nostri chirurghi se hanno notato che ci siano stati dei ritardi diagnostici che abbiano compromesso poi le possibilità di cura. Per fortuna i tempi della chirurgia non sono tardati molto, anzi mi dicevano i colleghi che hanno recuperato qua a Treviso quello che era stato un lieve scostamento, un lieve ritardo, per cui non hanno rinvenuto una prognosi peggiore nelle pazienti che hanno attraversato questa esperienza della pandemia, anche perché nella nostra regione, nella nostra provincia in modo particolare, c'è un'abitudine ad aderire ai programmi di screening, quindi magari hanno tardato di 6 mesi, ma subito dopo, appena era possibile accedere con maggior sicurezza agli ospedali o ai centri dove vengono eseguiti questi test ecografici, mammografici, si sono rivolte subito in modo da non perdere o non dilatare troppo i tempi, quindi questo non ha prodotto, almeno nel nostro territorio, un danno in termini di possibilità di cura, mentre in province del centro-sud ho sentito che questo è avvenuto. C'è da dire che adesso sul tumore della mammella ci sono tante breast unit che quindi fanno da cassa di risonanza per lanciare questi concetti di cui parlavamo prima, per cui le donne sono molto attente anche in queste aree geografiche. Certo, quindi anche questo è molto importante e dimostra quanto sia fondamentale proprio anche la divulgazione della cultura della prevenzione del tumore al seno in questo caso, ma ne parlavamo appunto all'inizio, ci sono anche tanti altri tumori. Vogliamo ricordare, dottor Gava, quelli che sono i principali e che anche qui nel nostro territorio rappresentano, come dire, i principali segnali di allarme in questo senso. I tumori più frequenti dal punto di vista epidemiologico sono il tumore della mammella nella donna, il tumore della prostata nell'uomo. C'è da dire che per fortuna il tumore della prostata colpisce fasce d'età più avanzate. Qui abbiamo il PSA, che è un test che può essere indicativo di qualcosa che non funziona a livello della prostata, e sarebbe buona prassi che dopo i 50-55 anni ogni uomo facesse una valutazione urologica per capire poi se ci sono delle problematiche che meritano un monitoraggio di questo organo che si ammala così facilmente. Poi un altro tumore... Perché magari, mi scusi dottore, solo per precisare, no, spesso non bisogna vergognarsi, no? Molto spesso magari le donne in questo senso sono tra virgolette più brave, cioè hanno superato, no, anche quello scoglio magari dell'imbarazzo di andare dal medico, mentre nell'uomo questo imbarazzo è più forte, no? Le donne sono partite prima e di fatto hanno il pap test per i tumori della cervice uterina, hanno ottenuto la mammografia di screening per il tumore della mammella. L'uomo è più riservato e spesso è la partner che lo spinge a fare queste indagini, e quindi spesso parliamo alle donne per arrivare agli uomini. E poi ricordiamoci i tumori del colon, dell'intestino, del colon e del retto, che è un altro tumore che colpisce abbastanza equanimemente maschi e femmine, e che è, diciamo, un tumore molto, molto frequente, sul quale è importante una dieta salutare, ricca per esempio di fibre, perché queste costituiscono il nutrimento per il nostro microbiota, cioè per quella che è la flora intestinale, che ci siamo accorti riveste un ruolo molto importante anche per l'assetto immunitario del nostro organismo. Poi c'è il tumore del polmone, che adesso colpisce abbastanza frequentemente anche le donne perché fumano quanto gli uomini, quindi lo sappiamo, c'è scritto su tutti i pacchetti di sigarette che fumare fa male. Purtroppo c'è ancora oltre siamo al 22-23% della popolazione che ha l'abitudine di fumare, e poi adesso c'è anche un aumento dei tumori della vescica, e anche questi sono correlati in parte al fumo, e quindi noi consigliamo appunto
di non iniziare a fumare e di smettere, facciamo anche corsi per smettere di fumare all'interno della LILT, proprio perché il fumo ormai dagli anni 50 è noto essere correlato a una maggiore incidenza dei tumori. Questi sono i tumori su cui si può fare di più nel campo della prevenzione, però poi sappiamo che ci sono tanti altri tumori su cui avere delle conoscenze può essere importante sia nel campo della prevenzione che della diagnosi precoce. Ecco, quindi questi dati, insomma, che lei diceva fanno capire anche proprio quanto sia importante la prevenzione e lo stile di vita corretto, no? Perché il fumo, il tumore al polmone e alla vescica, l'alimentazione corretta, il tumore al colon, quindi i tumori, diciamo, più frequenti nel nostro territorio sono anche quelli che si possono prevenire maggiormente attraverso uno stile e abitudini di vita corretti. È fondamentale che ognuno di noi conosca queste possibilità di fare delle scelte che lo aiutano a stare meglio. Poi noi in Italia si muore soprattutto di malattie cardiovascolari e di tumori. Gli stili di vita che riducono l'incidenza di tumori sono anche quelli che ci aiutano ad avere meno problematiche cardiologiche, meno ictus, meno infarti, meno trombosi. Quindi sono anche collegate le due cose, alla fine le regole si sovrappongono, no? Le regole sono regole che valgono proprio per questi due grossi capitoli della patologia che colpisce i nostri cittadini, quindi è fondamentale per invecchiare in salute adottare degli stili di vita corretti. Ecco, abbiamo ancora proprio un minuto, poco più per concludere. Dottore, la prevenzione, dicevamo, la prevenzione che inizia fin da piccoli, perché magari si comincia a pensarci quando si arriva a 50-60 anni, quando si cominciano a sentire degli amici, dei familiari con il tumore, ma in realtà la prevenzione inizia da bambini. Voi state anche facendo incontri nelle scuole con i più piccoli. Noi quest'anno avremo fatto interventi su 1400 classi delle scuole della nostra provincia, contattando circa 30.000 studenti e io delle volte mostro dei grafici che indicano come l'incidenza di tumori comincia a salire dopo i 50 anni. E allora dico loro, mi domanderete perché sono qui a parlare a voi che avete 15, 16, 17 anni, perché gli stili di vita che adottate adesso saranno quelli che vi permettono di non entrare in quella curva che sale, ma di restare al piatto della curva per non ammalare di quelle che sono le patologie che sono più importanti nel nostro territorio. Quindi prevenzione, 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 prevenire è vivere, lo slogan della LILT, dobbiamo ricordarcelo tutti. Grazie davvero al dottor Alessandro Gava, presidente della LILT di Treviso. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie dunque e grazie naturalmente a tutti voi telespettatori che ci avete seguito. Un buon pomeriggio.